Ho sentito tramite te. Ok. Allora, Gianmarco, italiano, che abbiamo trovato una bella traduzione. No, che carichi cose? Menu special che ci vedi in live? Sì. Non citto, fa andare meglio i giochi, installatelo pure voi, è gratis. Allora, nuovo gioco. Come è stato progettato il gioco per essere giocato o dovrai trovare i nastri per salvare i giochi e i nemici infliggeranno più danni? I nemici infliggeranno più danni. Ma più che altro per il Si sta creando piano piano il gioco. no. Più che altro dicevo solo per i salvataggi, va a finire che poi se me ne devo andare devo cercare tu poi io posto. No, e noi teniamo sempre. Mamma problema, ma Mo' iniziato. Abbiamo preso già l'obiettivo. Posto. Che cosa è successo? Prologo più lungo della storia. Però deve essere un pochino ottimizzato per alcuni cambi di scena e quant'altro, però. Già noto dei evidenti problemi. Si sta renderizzando piano piano, però il gioco sta andando bene, quindi fino a quando non crash e non si appesantisce, ho messo tutto a medio. Allora, noi siamo il signor Giovanni. No, siamo il signor Roman. Where is this? Where am I? Hello? Hello? Allo? Non c'è nessun Roman. Gotta be an exit around here. Che nelle foto che ho visto c'è il baule. Basta tenere nel punto di salvataggio uno slottino fisso e siamo a posto. Allora, tu ti muovi. E già questa è una cosa buona. C'hai un bel inventario. Oggetti chiave, scarto oggetto, sposto oggetto, energia, un'altra barra. Ok. Allora, noi iniziamo l'esplorazione. È ben chiuso, Gianmarco. Certo. Ghost Cross, Townshend, Quartz Town, Silver Spring, Pyre Seal. Citazione. C'hai i baffi che si illuminano al buio. Sì, ho visto, oggi c'hai i baffi luminosi. Va bene, tutto a posto. Cominciamo benissimo. Oh, però dai, sta girando bello fluido. Sì. Questo gioco è ambientato nel Matrix. Oh, salve, qui si apre. Salve. Oh, c'è qualcosa. Ora abbiamo un nastro. Allora, Gianmarcone. Ora che faccio attenzione, le lettere non hanno senso. C'è qualche problema, Gianmox? Tieni premuto per eseguire lo zoom. Ah, si può anche zoomare in base alle cose che vedi. E che cos'è questa roba, Gianmarco? Plus Banners Frankenstein. Düsseldorf. Allora, Gianmarco, già c'è un enigma. Allora, questo è molto semplice. Penso che manchi un pezzo, non posso sbloccarlo senza di esso. C'è un triangolo con un 1. Triangolo? Triangolo. Disintegrating. Un bel film. Ce lo andiamo a vedere. Non so manco che vuol dire disintegrating. Dove cazzo sono? Allora, c'è in un della metropolitana, ma ci sono problemi. Allora, capiamo dove dobbiamo uscire. Dobbiamo tornare indietro, eh? C'è tipo il rumore di radio. Oh, aspetta. C'è qualche cosa? No. Si è aperta una porta, Gianmarco. L'armadio no, per fortuna. Allora ci dobbiamo ricordare che qui c'è una porta da aprire. Ok, proprio impostazione bella vecchia come piace a me, da anziano, abituato ai survival horror fatti in un certo modo. E c'è ancora la demo di quello bello da provare. Quella al limite ce la proviamo in questi giorni, o vedo un attimino io privatamente. A questo punto voglio sperare che anche di quello esca una bella patch
una bella traduzione così da poterla fare. Qui ci sono i simboli, quadrato e 7. Quadrato 7, triangolo 1. C'è molto sangue. Cosa è successo qui? Mercato. C'è stato il mercato, C'è per il questo mercato, c'è sì. molto sangue. Sì, c'è Ho il mercato. capito. Andiamo al mercato. Beh, Ecco la combinazione. Non andare indietro, torna di qua, fermati. Oh, manichina. Ci sono segni ovunque. Salve. Signorina, salve. Ora ho un meccanismo del lucchetto, ma lo possiamo aprire? Non è che tu ti muovi, mo? Fermati, eh? Allora, Gianmarco. Che è successo? Fatto niente ancora, fermi tutti. No, che fermi tutti. Ma il treno è ripartito? Sì, è ripartito il treno. però non ho letto il codice dietro, sì. Allora, no, voglio vedere un attimo se per caso bisogna fare prima qualcosa, lei ci sblocca qualche altra cosa. Se no noi torniamo dal fondo fino... Wow. Doppiaggio non ne hanno messo nel... No, ma va bene, va bene, va Overworld. bene. L'atmosfera c'è e mi sembra andare pure bene, dico la verità. Allora, iniziamo a mettere qua oggetti chiave e mettiamo questo. A posto. Allora, Jammox, facciamo così. Così facciamo velocemente. Allora, tu il telefono ce l'hai a caricare? qua. Ok, puoi prendere un attimo il tuo così non si blocca ogni tanto? Che fa? Segnati queste cose che ti dico, ci segniamo tutto velocemente. Il codice è in giro. Il codice è in giro. Basta che ti segni queste 2 o 3 cose subito. Il codice stava là dietro in realtà. Da dove sei uscito prima. Sì, però dobbiamo trovare prima gli indizi. Dobbiamo capire a quanto È triangolo e corrispondono. quadrato solamente. Quadrato Sono quant'era? altri segni pure. A me pare che il codice erano triangolo e Segna quadrato. triangolo 1. Ah, tu Segna mandalo triangolo 1 per sicurezza. Noi ci osserviamo tutto quello che ci fa osservare. Partendo dal fondo verso là. Triangolo 1. Qui non c'è più niente. 40.000 Tokyo. Va bene. Allora, se noi proviamo a rispondere di nuovo qua non ci risponde nessuno. Qui non c'era niente. Io non li ho visti i segni e tutto. Quadrato e 7. E la sequenza è... Non mi fido di quella... X e cerchio. Cioè ti ho detto ci sono in giro. Sì, no, non l'avevo proprio visto X e cerchio. Allora, tu non fare niente, stai ferma buona lì, fammi pigliare prima un'arma e poi ne parliamo. Allora, segna che la password è quadrato, triangolo, cerchio, X, triangolo. Ok. Allora, il triangolo già ce l'abbiamo. Ci servono cerchio X. No, dove straricazzo stanno? Il problema è quello. Allora, qua sono rinchiuso. Vada pure a terra. Tanto appare il prompt per farti esaminare le cose, quindi una volta che ti avvicini appare l'occhio in alto a destra. Allora, questo non lo fa fare. Non si apre. Questo abbiamo visto che è 7.
Questo non lo fa esaminare. Qua non c'è niente, qua non c'è niente. Simboli sui muri non ci sono. Qui c'è un triangolo, ma sappiamo solo che è un 1 alla fine, ma questa è la ripetizione di quello che c'è dietro. Qui non c'è nessun simbolo. Per fortuna non porto gli occhiali, li lascerei ovunque e non li troverei mai più. Vabbè, si porta il lente non faccio, però facciamo con... Facciamo, va bene, qui non c'è niente. Una pubblicità strana, ma non c'è niente di interessante in essa. People will stare. Le persone fisseranno. Altri non ne vedo. Se no andiamo a tentativi e lo troviamo. Qui non c'è vorrei niente. capire come si dovrebbe prendere, però. Qui non c'è... No, magari è proprio quella la cosa, che non ci deve arrivare con il ragionamento. A noi l'importante è che andiamo avanti. Perché a stare in un treno con dei manichini lì, senza sapere come sono arrivato qui, aspetta un attimo. Allora, la sequenza com'è? Allora, 7, 1, Ok, non lo sappiamo, non lo sappiamo, 1. ok. Non è che devi confermare poi. Sto confermando ad ogni ok. cambio che faccio, proprio per sicurezza. Perché alla fine non ci vuole neanche tanto. Aspetta, 50 per sicurezza rifacciamolo. Ecco qua, a posto. 65. Abbiamo risolto, Gianmarco. L'importante era arrivare qui e noi ci siamo arrivati. Tutto a posto. Allora, tu qui cosa fai adesso? E io ti ringrazio, il treno si è fermato, quindi possiamo uscire? Mamma la sale, ma è meglio rientrare a sto punto. Non è una bella situazione. Andiamo avanti. Ringraziamo Furia Grezza. Hanno tradotto... No, è Raw Fury, la casa produttrice, hanno tradotto anche il nome. Ah, ok. Si chiamerà Roberto Serio, ha tradotto pure un nome inglese. Non so. Io ringrazio la persona che ha fatto la traduzione, non mi ricordo neanche il nickname, però sento puzza di intelligenza artificiale fatto estrapolando, però va bene, che se no me lo sarei messo a fare io a sto punto. A posto. Però... Grazie Francisco Lopez. Mi ringraziamo, magari. Piacere che il gioco sta andando in un certo modo. Oh, un fratello, Nicola Gasparini. Questo non può averlo tradotto. Come fai a tradurre Gasparini dall'inglese? È impossibile. Allora, sto gioco il mood ce l'ha già, ma potrebbe riservarci qualche sorpresina. Dura non tantissimo, però se sono concentrate, così è fatto bene, c'è una bella trama, va bene. Va bene. Allora, c'è qualcosa qua. Questa macchina è allo stremo, è come se non volesse arrendersi, nemmeno in questo posto. Dai, fai vedere che c'è una persona dentro. Dai, fai vedere un'ombra. Un'ombra. Oh, attenzione, no, era un manicozzolo. Allora, dove andiamo? Qua c'è qualcos'altro? Abbiamo già un altro nastro, ok. Allora, già, ma noi siamo arrivati a Wufu Station. Tu li sai sapere, pensa che è in Giappone. Ma sono talismani no, è la struttura che fa. Sì, sembravano tanti talismani a farci, sì, però. Sì. Magari vuole dare quell'idea. Allora, c'è un carrello. C'è una telecamera, tra l'altro in funzione.
Medicinali buono. Hai un medicinali piccolo buono. armadietto dei medicinali, cioè tu c'hai proprio un armadietto appresso. Sono occhi, ci sta quel disegno secondo me. La lente è rotta ma la luce rossa continua a labbeggiare. Mi stanno guardando? Frate, stai guardando? Qui si mangiano gli scrocchi a zeppi. Certo. Direttamente da Futurama. I trocci bolzi. Allora. Qualcosa mi fa pensare che siamo a Tokyo. Sul cartellone pubblicitario c'era scritto Tokyo. C'è scritto tutto in giapponese. Secondo me potremmo essere a Tokyo. Io però ho preso la metro a Tokyo, ma non mi è successa non questa c'erano situazione. i treni radioattivi. Sì, decisamente. Salve. Dice bevi e nient'altro. No, a questo punto possiamo andare. Sembra che qualcuno abbia tentato di forzare il cancello. Forse potrei trovare qualcosa per aprirlo da solo. C'era una porta. Stavo per dire entriamo nella porta. Chiuso. Gioco, però qua non abbiamo più niente da fare. Allora, torniamo indietro. Ci deve essere qualche oggetto da qualche parte. Noi non abbiamo niente nell'inventario, quindi. Stiamo dimenticando qualcosa Ho fatto dietro. un'altra volta il rumore come quando passa qualcuno, però. Senti, mangia, approfitto. Potresti non mangiare più. Ui! Lo sfondo con il carrello. Allora ti prego, fai che sale il carrello per le scale. C'ha pure la stamina. La stamina ci sta. No. Allora, io per la scienza la prova la devo fare. Allora, diritto, devi andare. Guarda, vai di qua, poco di qua. Ok, l'ho messo a posto, l'ho sbloccato. Ma lo giuro non c'è niente da fare. Quindi è qualcosa qua. Non c'ho niente qua. Non mi fai manco usare degli oggetti. Sembra appeso a una sola vite. Allora, qui oggetti non ci sono, c'è una porta chiusa, la mappa non ce l'abbiamo. Magari tornando indietro succede qualcosa e si sblocca altro. Allora, non vorrei che, e sarebbe comica Gianmarco come cosa, Dica. dobbiamo fare quello che il gioco, sto gioco non aveva previsto uno come noi due. Io non vorrei che per sequenza logica tu vai avanti, arrivi lì e apri il tutto, perché un oggetto che forse nel modo con cui trovi il codice completo, noi in realtà non siamo andati forse in un punto, non abbiamo visto il codice e non abbiamo visto un oggetto, quindi... Però hai interagito con tutto nel treno, oggi. Dove cazzo si entra? Infatti non mi fa tornare neanche indietro. Quindi ci deve essere un oggetto qui, qualcosa per forzare quella porta, ma non lo trovo. Hai visto in tutti i cestini? Allora, sto vedendo, la zona esplorabile è questa. Già Mox ti invita a fare solo una cosa, mentre io controllo punto per punto, cerca un attimo un video dell'inizio. Ah, ok, no, pensavo era sceso nel fosso. Vedere solo sta cosa qua, perché se è qualcosa nel treno all'inizio non possiamo forzare gli enigmi, allora. Il tempo si è fermato qui? Armadietto.
Qui non c'è niente. Perché ho esaminato tutto, sto girando e non ci sono stanze o altre. Oh, aspetta, questa non c'era prima. Questa non c'era prima. Abbiamo risolto. Ok, qui si salva. Ottimo. Io direi un salvino tattico. No, a sto punto. Non posso. Allora. Potrei usare il piede di porco per aprire il cancello che ho visto prima. Dovrei prenderlo. Sì, difatti c'è il trigger. Tu una volta te la secca e si ricorda che ha visto sta cosa. Ok. Afferra la leva. Hack tua. Pieno di cose come qualsiasi magazzino. Ok, quindi ci sono stanze che appaiono all'improvviso? Vabbè. Quindi se ci troviamo bloccati ci conviene comunque tornare indietro eventualmente e vedere se cambia qualcosa all'improvviso. Va bene il gioco. Allora, signor anziano, salga le scale, vada con attenzione. Secondo, se faccio così, no, niente. A sto punto, sì. E il problema del cancello non c'è più. A posto. Ora adesso arriveranno i nemici. Senti, tutti questi cadaveri a terra, secondo me, non sono buoni. Madame User, buonasera. Buonasera. Buonasera, aspetta, io ho capito chi sei. Vuoi dire che sei la persona a cui stavo pensando prima? Aspetta un attimo. Attenzione, c'è un plot twist. Reagan, buonasera anche a te, ovviamente. No, sei la persona che stavo pensando, che ho ricevuto un messaggio e volevo rispondere, poi si è fatto tardi. Comunque, buonasera. Buonasera. Ragazzi, accomodatevi, mettetevi comoducci perché sto titolo molto simpatico, merita. Se non finiamo nell'iperspazio. Se non finiamo sì da qualche parte. C'ha dei problemucci grafici, qualche piccolo bug, però la routine dei giochi moderni. 15 euro, 15 euro così però me lo accollo. 70 euro, capi con me? Ecco qua. Allora, io ho preso varie metropolitane in giro per il pianeta, ma io non l'ho mai trovata questa cosa, già mai. C'è una botta, no. Zio, ma che ti devo dire? Ma perché? Salve. Devo stare sognando, o meglio, appunto, avere un incubo, non può essere reale. Queen Muse, anche perché il nickname mi dice qualcosa. Se mi dai una mano a ricordare, perché sono vecchio e stanco dopo una giornata di lavoro. Reagan, tu tutto bene? Che si dice, pezzo di merda di un Reagan? Noi da oggi iniziamo il calendario di giugno. Novità. Parola d'ordine, novità. Ah, tutti i titoli che devono uscire. Ti ha risposto, vedi, non è. Ah sì, allora sei qualcuno con cui ho scambiato qualche parola da lui. Sì, per questo mi ricordava qualcosa il nickname. Non passa. No, già ma devo passare per forza. Passa di lato. Alternative non ci sono. Aspetta, vado vicino al muro. Ecco. Cur. Via. Allora, io penso che mo il gioco ci fa vedere i mostri. Ah, che hai fatto oggi, Reagan, che sei stanco? Hai fatto qualche attività? Oh, c'è un bizantino. Bella, oppure qualcosa di noioso e stancante? Ora vediamo com'è il sistema di combattimento. Tale quale. C'è Reagan oggi, sì. No, non brutto. È Reagan. Allora, RT V per schivare. Premi RS per impostare un obiettivo. Ah, ok. Devo capire solo come funzionano. Ok, quindi fai solo un passettino all'indietro con la schivata. Se non ricordo male, avevi pure messo il follow sul mio account del live, anche se sono in pausa a casa problemi tecnici. Sì, allora ho capito chi sei. Ok. Che è successo, se posso chiedere? Come mai problemi tecnici irrisolvibili? Quindi è qualcosa di grosso. Che problemi tecnici hai? Un pochino comunque ne capisco. Se riesco a darti una mano, perché no? Allora, ci sono le cose schifose qua dentro. Quello pure fa bene, che c'è stato un periodo dove pure io mi
no che mi rompevo i coglioni, però non mi divertivo a farle le live. Poi mi sono un attimino rilassato e mo se non le faccio mi mancano. Tanto come va va. Non funziona, è come se tutto fosse stato progettato per lasciarmi internet fa intrappolato qui. schifo, almeno... Ah, ok, allora è proprio un problema di No, cose. quella, allora ti vorrei aiutare, ma quel No, problema è un pochettino... Questo purtroppo non è un po' sì, difficile. non possiamo dare una mano su questo, purtroppo. C'è un altro nastro Ora un buono. Ok, il gioco anche è difficile e gentile con le cose. Un'altra stanzetta di salvataggio. Però a sto punto non te lo spreco. E visto che abbiamo l'inventario limitato come la merda, noi facciamo così. Facciamo così. E ci iniziamo a sistemare per bene. Allora, gioco, tu naturalmente il primo fight ce l'hai fatto fare. Infatti io e mio marito stiamo lavorando per ritrasferirci in Serbia e lì abbiamo tutto. Sì, a quel punto se si può, ben venga. E che cosa portavi sul canale? Che io poi ho visto qualcosina, cosa ti piace portare a te? Oh, attenzione. Guarda, devo dire la verità. Non sta crashando, non sta rallentando. No. C'ha una bella veste grafica il gioco, dei belli effetti. La regia è carina come hanno fatto con questo. Proprio vecchio stile. Sì. Vecchio stile. A me basta che non va a finire nel terreno. Poi sono contento. Allora, quella cosa non te la posso garantire già. Lo faccio, amico. Che già prima un paio di volte. Infatti, la mia esperienza con Prey è stata questa. Però già di base posso dire, dura poco, dura 6 ore. Però sinceramente il discorso che abbiamo fatto ieri, 15 euro, se continua a tenere sta qualità, sì, assolutamente. Ma sono molto molto contento. C'era un bizantino che se n'è andato. Sì. Non doveva fare niente lui. Allora, 3D. Il vetro è rotto e gli snack sono scaduti da tempo. Ah, ci sei stato pure? Mi ricordo, Reagan ha fatto viaggi, assaggi, cose. Ma che cos'è che non ha fatto Reagan, ragazzi? Allora, all'inizio speravo che le live da cellulare si salvassero, non cassa rete Wild Rift, ma pure l'internet cellulare saltava ogni mezz'ora per backup nelle varie no, è un problema. No, purtroppo sì, è una situazione al di fuori della capacità di persone normali. Serve una keycard. No, purca. Io lo dico sempre a titolo precauzionale e informativo, ricordate tutti che il 26 giugno esce la Global di Persona 5X, se volete un bel giochino gacha, onesto e fatto molto divertente. Stanno uscendo anche le pubblicità, infatti, adesso. Se riuscissi a portare i giochi del PC starei su Tekken, i giochi della Riot e gacha, è perfetto. L'ho portato per un anno, da solo ero l'unico a farlo perché è uscito solo in Cina, però finalmente ci ho creduto ed è uscita la Global. E ci hanno creduto anche loro, sì. Sì. No, me lo devo ricominciare da capo, però questo è un altro discorso. Io ho viaggiato. No, di qua no. Ma solo vicino all'Italia. Reagan, hai comunque viaggiato, questo non vuol dire niente, anche se vicino va bene uguale. Questi sono i fan di Reagan, lo stanno aspettando. Fan di Reagan? Sì. Cioè io ho fatto 2 viaggi Reagan fuori dall'Italia nella mia vita, Parigi a Disneyland non e riesco Amsterdam. a liberarmi dalla sensazione che siano più che semplici manichini, mi danno una brutta sensazione. Scusami, chiedo io. Ti sei svegliato in una metropolitana in cui non ricordi di essere stato? Sì. Stai vedendo cose strane in giro? Sì. Hai dovuto mettere dei codici per uscire? Ti meravigli che trovi una serie di manichini in un tunnel buio così che ti stanno a guardare? Sì. Ok, vabbè, giusto per fare un'idea della situazione. Semafori mezzi e binari, non l'ho visto cambiare colore. Bellissimo, a proposito di gacha, il 5 giugno esce Ethereum Restart per PC e mobile, sono state in beta chiuse e ho preso bene. Non lo conosco questo gioco. Questo non l'ho mai sentito neanche io. No, ragazzi, ma no. Vado a vedere come è fatto, che non ho proprio idea di che gioco sia. No, è entrato nel terreno. L'ho visto. Ma mentre saliva? Allora, ha avuto anche un problemino col piede. Anche prima, però dai, si è settato bene. Allora, siamo nel 3A adesso. Qua. Sono molto immobili, come se aspettassero l'arrivo del treno. Sembra che questa sia la via d'uscita, ma non conosco il codice per aprire la porta. Quindi già abbiamo una porta da aprire con una scheda e un codice da trovare qui. Gli annunci sono distorti, sembrano usciti da un incubo. Cosa stanno cercando di vendere? Le patate.
Sangue, è un altro qualcosa, RPG a qualunque turni, cosa pure ci sia questo sul qua. soffitto. Come persona. Fammi vedere. Aspetta, ti faccio vedere proprio dallo store, che c'è in anteprima. È così. Aspetta, ti faccio vedere il fight. Vedi, Ah, ok, alla persona, ok, è un RPG a turni. ok. Con gacha. Se ci sta. Adesso magari poi me lo provo. Mi fa piacere che sopra... Scusate, ma tra fare le registrazioni e altro, la voce se ne sta andando sempre più a fare in culo. Tra società cinesi soprattutto e sto Ok. nuovo modello di free to play gacha che alcuni stanno girando, non come quello che è uscito un po' di tempo fa, non ricordo mo il nome, quello dove si cambia i vestiti, Infinite Nikki. Sì. Ho letto negli ultimi giorni hanno fatto delle modifiche al sistema di pulling, mettendo cose, creato problemi. Si sono fottuti completamente tutta la fanbase. Tutta. Aia. In sintesi, per completare un set, un vestito, tu devi completare comunque un sacco di parti. Facendo i conti veniva a fare un bel po' per prenderne. Buonasera, Papa. Innanzitutto stai calmo, Papa. Allora, Papa. Innanzitutto relax your Allora, tits. guardate, ragazzi, lo sapete che io vi parlo in maniera diretta e tranquilla. Sulla piattaforma dove sto lavorando sta settimana per aggiornamenti hanno detto guardate, si lavora di meno. Conto è si lavora di meno, un conto è che per 4-5 giorni si è faticato proprio, quindi, Esatto. quindi proprio così. Quindi volendo fare una cernita dei titoli da fare, mi sono potuto permettere il titolo da 15 euro al momento. Vabbè, questa settimana, però è un bel titolo questo, papà, molto interessante. Poi io sono vecchio, mi piacciono i Resident Evil, Silent Hill, sto godendo. Però Night Rain è lì, a portata di carta. Sui soldi che magari, però a portata di carta lui c'è. Anche perché poi ci vorrei giocare pure in live con voi. Se tu lo prendi o qualcun altro lo prende, perché no? Che strano, il caffè sembra fresco e caldo, ma ha un odore terribile. Il microonde è molto sporco e molto vecchio, ma sembra funzionare ancora. C'è un blocco di ghiaccio. Ora ho un cubetto di ghiaccio con dentro qualcosa. Siamo nel microonde. Oh, attenzione, attenzione, il cervello d'anziano mi fa fare cose buone. Cervello d'anziano. Fatto bordello. Sembra che quello che c'era dentro il blocco di ghiaccio sia di metallo e al microonde non è piaciuto. Mi hai pur dato però. Posso mettere nella macchinetta del caffè e ti scaldo con il caffè caldo? Il caffè ha sciolto il ghiaccio. Ok, ho preso un fusibile. Voi quindi fermi, non vi muovete. Sono al posto giusto, allora vorrei fare un run di tutti i Resident Evil. Guarda, a me i ragazzi me l'hanno già pure chiesta nel canale, prima o poi la farò. Prendiamo dal primo e ce li facciamo tutti. Se ti vuoi unire a noi, tanto è una delle serie che penso non tanto lontano inizierò pure. Fatti 3 boss su 8. Allora, papà, non ho visto neanche il video di Sabaku al riguardo e per me quando parla Sabaku di certi titoli è Cassazione, però il tuo parere, che ho visto anche un mio amico che si è collegato oggi e ci sta giocando, non gli ho chiesto niente, come la vedi? Però si è fatto 3 boss su 8, cioè com'è il mood di gioco? Il cervello per gli enigmi adesso mi sta andando bene. Una mano fa capolino dalla macchina e tiene in mano un fusibile. Lo prendo? Prendi. 2 fusibili. Questo perché tu, per caso, hai mai conosciuto o giocato Blue Prince? Se non lo conosci, non ci giocare mai. No. Anche perché che ore sono? 23:06. Ok, un'altra mezz'oretta e poi attacchiamo a lui perché c'è una novità riguardo Blue Prince. L'abbiamo trovata alla fine sta cosa, però comunque l'abbiamo trovata. C'è un cavo metallico che esce dalla macchina, forse potrebbe essermi utile. Allora, abbiamo trovato una cassetta. Ah, non era una cassetta per il salvataggio una che abbiamo preso, ma è un nastro ma già utilizzato. Abbiamo 2 fusibili e un filo. Divertente, ci sono dei problemi di bilanciamento che si possono e si devono fare, ma non di meno divertente.
E di solito una partita quanto tempo ti dura? Cosa è appena successo? Cosa? Oh, c'è una persona. Persona? Mi scusi? Pronto? E questo è il pertugio di prima. E qua già ci siamo venuti. Si è compenetrato tutto, però va bene così. 45 minuti circa. Ok, buono. 15 minuti a notte, che pochino a mio avviso. Aveva scritto, Madame, non devi essere vecchio, quest'anno faccio 29. Enzo diciamo che è un po' più grande. Io tra un mese... È successo cosa? Aspetta, fermi, fermi. Fermi, state buoni. Perché non è a passo? Idratiamoci almeno. Grazie per avermi fatto capire cosa hai scelto. Gianmarco, grazie. Tieni, bello. Per te l'acqua sta qua a terra. Aspetta, no, questa è finita? Sì, quella sì. Domani faccio una bella pulizia all'idropulitore. Oh, bella fresca. Sono dell'86. Lascio alla giuria fare i conti. È capitato già. Nero su nero. Ehi, stai calmo, io non so. Allora, per vedere sta persona che andava di là. Ok, addirittura questo. Fuck. 10 anni li sento, soprattutto dopo una giornata come oggi li sto sentendo tutti. Madonna mia. Di qua non possiamo fare niente. Dobbiamo tornare indietro e capire dove usare i fusibili. E trovare la keycard e quel codice. Ok, allora. Ah, quello è il coso che è caduto prima. Ci ha fatto un collegamento giustamente con la zona di prima. Ok, il gioco ha l'abitudine di aggiungerci porte in zone dove prima non c'erano. Ok. Allora, possiamo vedere di qua. Senti. 2 fusibili ce li abbiamo e li mettiamo qua. Un cavetto ce l'abbiamo, ma a te non piace, quindi me lo tengo io. Serve un altro fusibile, sarà qua dentro. Allora. Mamma mia. Questo sembrava quasi un preso. Porca vacca. Allora, serve un fusibile, c'è un fusibile da qualche parte. Dov'è il fusibile? Cacciato un fusibile. Caccia bullet. Oh, trovato fusibile. Prendi fusibile. In una tazza di caffè, un topo e una miccia dall'altra parte del vetro. Però è chiusa la porta. Come entriamo qua dentro? Non incidente, ma quasi. E tu mi devi fare entrare qua dentro. Io come lo prendo? Scusami. Sì, ragazzi, ha fatto brutta sgommata. Mica c'è qualcosa qua dietro, no? Allora, c'è qualche quadra che non cosa. Noi di là non possiamo più passare, a meno che non devo tornare da dietro. Facciamo così. Allora, tu continui a non andare. Di là non posso fare niente. Proviamo a rivedere di qua magari se... Ecco, sta arrivando il secondo. Non sappiamo ancora il codice, ok. Allora, io andrei a vedere di qua, ma già vedo i manichini, quindi di no. Keycard e altro non abbiamo niente. Magari si è aggiunto qualcosa di là. C'ha dei problemini a salire, mo un pochettino alla vecchiaia. Lui non è tronco, però ogni tanto un po' di tronchite gli viene.
Ma che cazzo stanno facendo? Ma stasera stanno un pochino esagerando. Ma non stanno buona. Molto probabilmente no. Continuo a ribadire il mio no. Siamo pure proprio. Mi sembrano i binari del lab sotterraneo di Raccoon City, comunque. Sì, questo dovrebbe essere più ispirato a Silent Hill come gioco. Loro ridono. Ne è uscito anche, cioè deve uscire un altro gioco su Steam. È uscita la demo in questi giorni e ancora non l'ho provata. Limite non domani sera perché c'è Alan Wake, non mancate perché domani Christian gli viene un altro colpo con quello che gli aspetta. Però penso dopodomani al limite la provo in live e vedo un attimino com'è. Quindi se ti piacciono i titoli alla Resident Evil, passa tra 2 giorni, proprio passa pure domani, passa quando vuoi, tanto streamiamo tutti i giorni sempre a quest'ora qua. Quel titolo lì potrebbe essere molto interessante. C'è da entrare in quella stanza lì e c'è una porta chiusa. Cazzo risolvo sto problema? Quindi qua non c'è nient'altro da fare. Bonsoir Tom. Oi Tom, buonasera, bello. Non mi ricordo. Sì, ma oramai quelli fanno a gara pure, capi? Fanno a chi fa il più rumore, più casino e quant'altro. Però mo fortunatamente mi sembra che si siano placati un pochino. Devono fare il sesto se non sbaglio. È uscito un nuovo Final Destination proprio negli ultimi giorni. Tom, quale onore? Tom, tu che sei intelligente, mi aiuti a capire questa cosa. Io devo prendere questa cosa qua, sta qua dietro. C'è una porta, è chiusa, è bloccata, non si apre e lui si bugga dentro. Non possiamo andare più da nessuna parte. Qui non c'è nient'altro da fare. Poi se vedete che io non noto qualcosa perché sono deficiente, ditemelo pure tranquillamente, Qui c'è un'altra porta. E qui è dove siamo andati prima, a meno che non si debba fare qualcosa qui, ma abbiamo sciolto il pezzo di ghiaccio, quindi... Oi Vito, buonasera! Ciao Vito, buonasera. No, non è di qua. Vedo una tazza di caffè, un topo e una miccia dall'altra parte del vetro. E qualcuno di voi torna a lavorare e ci sblocca la porta? Niente. Niente. No. I manichini non li vuoi distruggere? No. 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 Grazie per i complimenti al Napoli, Vito. No, vabbè, abbiamo visto... C'è stato un po' di sbordello, però fortunatamente tutto a posto. Aspetta, vai col filo. Aspetta. Vai col rock. Aspetta un attimo, c'ho il filozzo. Non fare bordello. Questo serviva. No, allora non è proprio di zombie. Sta persona si è risvegliata su un treno della metropolitana, non sa come ci è arrivato e ci sono... Ma si sta glitchando lo schermo? Oh, forse è fatto apposta. Salve. C'è un Giovanni a terra. No. Allora. Il fight è un po' particolare, però. Muori. Recupera la stamina, recupera. Ma tu sei duro, sei mortacci tu. Non so come ma l'ho ucciso, ma non mi fa sentire meglio. Però lui provava comunque ad ucciderti, quindi...
L'inventario pure no, è fatto proprio vecchio stile, ma fatto bene. Quindi prendi l'oggetto dall'inventario, vai lì, non ti appare il prompt, ma io ho un filo, quindi fai la combinazione che premi dappertutto. No, devi attivarlo l'oggetto. Ok, i nemici sono belli. Il sistema di fight c'ha delle pecche, però una volta che troviamo la pistola forse non ci sono problemi. Ecco, tipo qua, noi ce l'abbiamo il fusibile, non è che ti autosuggerisce, oh guarda c'è un fusibile, no, se tu te lo ricordi lo vai a mettere, se no stai lì 3 ore. Va bene. Quindi qua mo possiamo riattivare. C'è un elettricista in sala. Una curiosità. Così è. Uno di voi, qualcuno? Già mi sono distrutto il cervello per capire il sistema idraulico della villa di Blue Prince. Non mi posso mettere a studiare pure come funziona questo adesso. Però è una sequenza di lettere, quindi il codice deve stare da qualche parte qui vicino. Schermo è rotto. Non abbiamo altri documenti, però a me mi sembra che è una sequenza di lettere strana. Da qualche parte l'avevo vista. Proviamo ad andare di qua e vedere se si attiva qualcosa. Fai una run su Resident Evil 2 ogni volta che esce Mr. X Gianmarco tira una testata al tavolo. Ma perché ragazzi, ma se volete le live di Resident Evil, volete sapere come ve le posso portare? Portale temporale. Le facevo l'anno scorso, poi per un po' le ho abbandonate perché non ho trovato più il tempo, ma le posso organizzare per la fascia eventualmente pure prima con il randomizer. Ossia, vi faccio un breve riassunto. Hanno pulito e sistemato tutto quello che riguarda il far funzionale a forza funzionale. No, oggi la R c'ha dei problemi. I 3 classici Resident Evil, l'1, il 2 e il 3, rendere il gioco totalmente randomizzato, posizione dei nemici, dove sono gli oggetti chiave, collegamenti delle stanze, gruppi di nemici che si trovano nelle stanze, con quale personaggio voi giocate, dialoghi che si intrecciano. Se volete io posso risettare il tutto e ve lo faccio vedere in live. Di qua niente. Allora facciamo così, esaminiamo il caso. A sto punto quelli rossi li lascio giù e questi li alzo. Sistema natura dell'orologio, Mr. X salta sulla ringhiera del terzo piano e io corro giù per la biblioteca. Mi sono iniziate run, inizio di Resident Evil 2 e ti esce il Mr. X lì così come primo nemico a inizio gioco. No, no, questa cosa non va bene. Non è corretto. A, C, A, D, A, B. Queste lettere devono stare da qualche parte. Deve stare una sequenza di lettere scritta bella grossa. 2B 3A. C'è del puzzo, forse l'enigma è qui. O magari sti cartelloni qui perché hanno una scritta abbastanza lunga come il pannello lì. Vabbè, lui si bugga quando sale, ormai l'abbiamo capito. 1C 3D. Quel gioco mi ha fatto fare urletti poco virili, mi spavento facilmente ma mi diverte. Bene. Bene. Molto bene. È vicino Padova all'Islanda. Allora, non me la ricordo così, però ogni tanto quel bimbetto me lo vado a vedere che è molto molto simpatico. Fai troppe domande, tu devi lasciare stare.
Allora, ho fatto una brutta capriola a terra. Allora, gli indizi dovremmo averceli tutti. Il gioco dice, tu lo sai cosa devi fare. Perché non lo fai? Perché non l'ho capito. Scusa. Allora, noi possiamo fare una cosa. Andiamo con ordine logico. Allora. Segniamoci nelle note queste cose che abbiamo. Di aver capito, non devi sollevare l'interrotto, ma un tot di ognuno. Aspetta. Uniamo ste due cose. Uniamo ste due cose che magari ci possono servire. Mi inizio a segnare ste parole qua perché a qualcosa servono. 3A, 2B. E ci andiamo a prendere le altre di là. Tanto o ci servono mo o ci servono dopo. Comunque Serviranno. queste cose in indizio. Andiamo al pannello là e cerchiamo di capire. Sì, quindi magari devono stare accesi solo 2A, 3B e un C. Ok, sì, è questo. È questo. No, Pamprum, basta. Abbiamo risolto. No, metti Pamprum. Uno C. Ok, vediamo di fare questa cosa e siamo anche per l'orario proprio per lui. È 3D. Ok, non volendo li ho scritti anche in ordine. Quindi sì, queste lettere qua sono quante lettere devono restare accese per funzionare il generatore. Ok, sì. Ops. Allora. Andiamo di qua. Andiamo di qua. E ci buttiamo qua dentro. Mo, quando dico mo, dico adesso. 3A. Quindi noi innanzitutto iniziamo con lo spegnere tutto. Allora, tutti spenti, dobbiamo accendere 3A. Quindi se noi facciamo semplicemente così, i 3A ce li siamo fatti. Di B ce ne servirebbero 2, quindi possiamo accendere quest'altro. Dovremmo accendere un C. Però A, se lo accendiamo va in conflitto con l'altro A, quindi noi spegniamo un A da qua, lo mettiamo qua e ci siamo completati A, B e C. Di D ce ne servono altri 2, 1 e 2. Uno, 2, 3 e 4. Perché ne ho messi 4, se ne sono 3. Coi conti mi trovo. Tu mo sei andato? Voi vi trovate che dovrei averlo fatto correttamente. 3A, 1, 2 e il terzo è lì. 2B, uno è lì e l'altro è lì. Un C. Mancava Luci. A posto. Cavolucci. Vai, madame, non ti preoccupare, qui sul canale lurcate, seguite, commentate, fatevi un tè, prendete un caffè, andate sempre tranquilli, non vi preoccupate. Allora, generatore avviato. Questo mo che cosa ci comporta? E di qua è successo qualcosa. Di qua non è successo niente. La saracinesca di qua. Qui non dobbiamo fare più niente. Magari scendo da là adesso. Si è sbloccato altro. Allora. Magari dobbiamo andare adesso lì, visto. No.
Quindi si è attivata qualche altra cosa forse dall'altro lato. Ok, allora. Voi siete un po' nonnino. A questo punto proviamo a tornare indietro di qua. Qua il codice continuiamo a non avercelo. Ora si attiva qualche sequenza di un treno che arriva. Ah, magari adesso è tornato attivo l'ascensore che c'era da quest'altro lato. No, lui comunque non ci vuole salire, va bene. Allora, gioco, visto l'orario e che sono 28 e che qui c'è una zona di salvataggio, noi controlliamo solo un attimo. Noi di salvataggio. Siamo tornati tanto indietro, gioco. Aspetta, però c'era l'altra porta qua. No, ma tu tanto hai detto che gli ascensori non li prendi. Noi salviamo qui, però continuiamo nei prossimi giorni, così mettiamo il principe che ieri, già che non l'abbiamo messo. Mo si arrabbierà. Allora, noi salviamo nello spazio 2, casomai dobbiamo fare qualcosa. Ok, ci hai convinto. Ci hai convinto e ti continuiamo con piacere. E ti broderemo. Allora, poi domani gli creo anche il pulsante perché si è dimostrato meritevole. Allora, vediamo un attimo. Cambio soltanto la categoria su Twitch. Twitch. Twitch è il cugino, sì. Sì, no, lo conosco, come no. Dice a me. Eccolo qua. Dammi solo un minuto. Allora, potreste notare qualcosa di diverso. Voi fate finta di niente, tutto a posto. Vediamo se ve ne accorgete. È sottile la cosa, Sottilissima. Quasi impercettibile, direbbero i più. Talmente sottile che io già ti sto per dire che ci sta prendendo per i fondi. No. Ok, è uscito. Ok. Nintendo Switch, non c'entra niente Nintendo Switch, Regen, adesso. Nintendo Switch, aspettiamo l'uscita della 2 sto mese e ne parliamo un attimino. Voi la prendete? Siete interessati? Poi, anzi, facciamo una cosa. Che io stasera avrei dovuto fare un'altra cosa che già vi ho detto a inizio del mese, però per ovvi motivi che adesso vi farò capire, non è stata ancora fatta. Voi vi ricordate che vi avevo detto c'era qualcosa che vi dovevo dire a fine mese, eccetera, eccetera? Avete presente questa cosa? Ok. Avevo intenzione di fare una live dove vi mostravo fisicamente questa cosa, non ve la posso far vedere per ovvi motivi, che capirete presto. Vi annuncio ufficialmente che io e la mia amica Martina abbiamo aperto un portale online per fare acquisti e c'è in giro per il web, non vi dico il nome perché è ancora in fase di progettazione, stiamo assemblando le ultime cose. C'è un bel sito dove comprare quello che volete, speriamo al giusto prezzo o nel farlo nel prezzo più giusto che convenga a tutti. E vi posso annunciare tranquillamente che siamo in trattative con un deposito di un grossista che tratta videogiochi
per poter vendere e prenotare, farvi prenotare anche quelli. Console, sto vedendo un pochettino dove conviene il tutto, però la base è stata messa, ci stiamo regolando per alcune cose amministrative e quant'altro, la burocrazia è lenta già di suo perché ci stiamo prendendo tutti i permessi e tutto ciò che ci serve per poterlo fare in tutta tranquillità. Non c'è ancora il sito, ma se continuiamo ad andare avanti in un certo modo, molto presto ce la potremmo fare. Entratevi, create l'account, ci sarà un po' di tutto lì dentro, non sarà soltanto riguardo ai videogiochi. Il processo è già tutto settato e già abbiamo venduto 2 cose a 2 persone. Gli oggetti sono arrivati, è andato tutto tranquillamente, ci stiamo soltanto regolando per fare l'apertura pubblica per bene e durante sto mese speriamo di farcela. Quindi se dovete comprare la console, ma lo posso dire che era un mese che ve lo volevo dire, se dovete comprare le console aspettate, fermi. Ah, mi sono tolto sto peso che dovevo dire da un mese, madonna mia, non ce la facevo più. E non avete idea della burocrazia che c'è dietro per avere tutto pulito e liscio senza avere nessun tipo di problema. Salve, ce l'hai il permesso per dire salve? No, allora vai allo sportello e prendi, ritorni là. Salve, io dovrei chiedere, ce l'hai il permesso per chiedere? No, va a prendere il modello per chiedere. Con calma, un punto alla volta, stiamo facendo tutto in modo tale che voi entrate sul sito, scegliete quello che volete fare, stiamo puntando a dare le spedizioni gratuite su tutti gli articoli, quindi voi comprate per le spedizioni, non ci sono problemi, comprate, arriva l'articolo, tutto a posto, voi felici, noi prendiamo i soldi, qualità su tutti i prodotti di marca e vissero tutti felici e contenti. Allora, Gianmarco. No. Se qualcuno non avesse notato, appaiono i nomi in italiano che abbiamo trovato sempre sul sito dove abbiamo preso l'altra traduzione. La prossima volta, soprattutto quando facciamo post trauma, li ringraziamo all'inizio. Come c'è entrato lì sopra, traduzione di Blueprints. C'è un problema per i documenti e quant'altro, ma ci sono persone che hanno corretto più di 700 immagini traducendole in italiano. Ci sono problemi con la versione per quella da Game Pass. Questi giorni mi faccio un altro giro e vedo, ma ce l'abbiamo un pochino in italiano. Allora. Ma dovremmo vedere qualcosa o si sta... non si è avviato il comando, ragazzi, porcaccia la miseria. Sì, non se l'era preso. Perdonate. Tutto a posto. Vabbè, dai, era pure il momento dell'annuncio, l'ho fatto senza gioco sotto. Che mo così glielo faccio vedere pure a Martina e dice, oh, che presentazione seria che hai fatto. Senza gioco sotto. Allora, qua già c'è un attimino chiuso, però a sto punto io direi mettiamoci questa e non me la fa mettere. Perché non me la fai mettere? Cioè, c'era una cornacchia. Il corvo. Magari ci esce la tomba e risolviamo pure quest'altra cosa. Che a noi mo qui, a parte capire come finire il gioco, sì. Noi ancora non abbiamo capito come finire il gioco, non ci dimentichiamo sta cosa, ragazzi. Non spero un cazzo. Allora, mettiamo la tana. No, mettiamo il corridoio. La scacchiera l'abbiamo risolta. Fatto. Quello era il nostro tallone d'Achille e ce la siamo tolti proprio facilmente. Ma vendete pure periferiche e accessori? Mi servono un pad e un tappetino nel caso aspetto. Allora, guardate, proprio per dirvi in tutta tranquillità come si baserà il negozio. Ci siamo affidati ad una società che tratta dropshipping, ma a livello serio, non quelle guide e quei video che si vedono su internet che ci hanno dato spunto per alcune cose, ma alcuni siti che raccomandano alcune cose che abbiamo testato non ci sembravano soluzioni convenienti sia per noi che per voi.
abbiamo trovato quest'altra società che ci ha offerto questa piattaforma e di poterci settare il negozio lì. Lo dico senza mezzi termini, ci sono sulla piattaforma circa 4 milioni di articoli. Sarebbe nostra intenzione metterli tutti o metterne il più possibile in base a quello che supera i nostri controlli di qualità da parte dei distributori e quello che ci viene proposto pure come prezzi. Però ci sarà di tutto, sia a livello computer e videogiochi, periferiche, componenti aggiuntivi, maglie, magliette, magliettine, biancheria intima, piccoli gioielli, articoli per la casa, televisioni. Cioè stiamo crescendo, stiamo mettendo pian piano le basi per caricare un certo lotto di prodotti che abbiamo fatto dei controlli, abbiamo visto il sistema come gira, ci fidiamo del distributore a cui si appoggia, ci controlliamo i prezzi, vediamo di avere i prezzi non a gamba tesa più bassi degli altri, ma ci valutiamo per ogni singolo articolo, anche grazie alla piattaforma, il prezzo finale, in modo tale da far uscire un prezzo che convenga a voi e a noi. Vi annuncio tranquillamente con piacere, ma quella sezione sarà vietata ai minori di 18 anni e si dovrà sul sito segnarsi come maggiorenni. Venderemo anche articoli tra cui sex toys e quant'altro, quindi ve lo dico proprio senza nessun tipo di problema, anche perché è una delle categorie in cui si vende di più. Ci sarà anche l'articolo meme perché è presente un vibratore in oro 24 carati, tra spedizione e quant'altro. Come minimo, per ragionare sul prezzo io dovrei partire da 9.500 euro. Tu fai, beh, bello dorato, 24 carati, però bel tentacolone da puppare per Gianmarco. Allora, Ma puppalo tu. sex toys li userò mentre vi penso. Questa cosa non l'avevo calcolata. Vabbè, Vabbè. che bello. Poi giusto per comunicazione per il canale, per voi che seguite qui, io vi ho detto sta cosa a voi perché giustamente nel momento in cui io lancerò il tutto saranno aperti i profili social, saranno presenti le offerte. Voi se vi volete avvicinare e prendere qualcosa lo prendete, se volete suggerire il sito a qualcuno che conoscete lo fate. Non vi sentite obbligati a condividere il link perché ve lo sto dicendo io, questo è il senso. Non qui, ma creeremo anche un canale per le live, solo per il canale, perché ci sarà, non sarà un negozio normale, ragazzi, ci sarà qualcosina di un pochino particolare, cose che faremo anche in live e con cui in un certo modo mi sto studiando insieme alla mia amica e anche leggendo, informandomi di alcune leggi. Faremo delle live dove noi, anzi dove noi, inteso io e la mia amica, vi chiederemo aiuto per farci sapere a che prezzo grosso modo vogliamo mettere degli articoli. Se Oscar di Resident Evil 3 mi esce del videogioco vale come sex toy. No, la categoria se la prende sempre come la stessa. Non Cioè vale. tu puoi fare l'uso che vuoi poi del gioco tranquillamente. Allora, di qua. Gianmarco, noi Sì. dobbiamo cercare prima di tutto di arrivare in alto e Sempre. completare la mappa Ci per mancano sapere le- tutto il messaggio sì, segreto. Ci mancano le ultime lettere. Poi ci rompiamo le scatole in questi giorni e ci andiamo a capire un attimo dove sono queste casce Apriamo il forti. file, no? Allora, aspetta, voglio risolvere un attimo qua. Salotto è buono. Salotto è buono. Sono pure due Salottino. intercambiabili. Allora, un attimo soltanto che apro la mappa. Eccola qua. Siamo già anche ad un buon punto. Allora, Gianmarcone, questa è la situazione.
Ok, e ce l'abbiamo comunque un bel po', eh. Allora, a sto punto sistemo pure la chat in modo tale che vediamo tutte e due le cose contemporaneamente e non ci perdiamo i vostri messaggi. Ok. Poi se parliamo di Resident Evil 3 originale, ok, se parliamo del remake, ok, però un po' la pecora nera dei remake il 3, Ordinato, andato la mattina al lavoro, tornato a casa alle 7, preso il gioco alle 7:15, installato alle 7:30, iniziato più o meno a quell'ora, una di notte gioco finito, Gianmarco è arrivato ai titoli di coda, chiuso e preso mai più, mai, fatto. Capisco il remake, capisco che è una cosa un po' più, però troppo Io voglio piccola capire così, tutto. troppo piccola. Ma non così. Ma io non ho mica parlato del... No, l'avevo capito, ma era giusto per fare una battutina e che c'avevo sta cosa qua sul remake del 3 e non l'avevo mai detta, quindi a questo punto mi sono tolto pure questa. Allora, a noi ci serve al momento la quarta fila dal basso, quindi questi qua che possiamo iniziare a prendere dalla stanza qui. Quindi iniziamo ad andare di qua. Allora, la tana perché così esce la lettera. Allora, Jamox. Jamox. Allora. E siamo qui e questo non ce l'abbiamo. Sì. Ok. Allora, fammi rivedere le foto. Sì, stasera vai tutte. Ma guarda, Tom, io arrivai alla torre, il fight prima, tutto bello, dico, Tom, bello, ma mi fai esplorare la torre, che bei ricordi. No, la torre non c'è. Ma che cazzo stai dicendo? Allora, Jammox. Allora. Fire. Questo ce l'aveva detto. Dobbiamo... Sua Santità. Sua Santità è ancora collegato. Santissimo. Santissimo. Questo che era? Fire e Air, com'era? Invochiamo il nostro Papa. Fir, forse era Fir. Ha risposto all'invocazione. Papa ci aiuti come l'altra volta facciamo Fir subito. e Fire, sì, mi ricordavo bene. Papa. Quindi qua manca la... Mo devo regolare il mio col mouse, però così non dovrebbero esserci problemi. Quindi questo è qua ed è una E. Catch pennello. Catch pennello, ciuccio pisello. Catch pennello. Troppo grosso così. Troppo grosso. Troppo fine così. Ok, e qui ce l'hai. Ok, allora a sto punto ci prendiamo anche quella accanto. Però il negozio è buono perché va anche su. Le immagini ci sono, ok. Soldi ce li abbiamo, a posto. Send. End, quindi è una S. Eight. No, e allora non era Doors? Allora mo cerchiamo di farci tutta la strada qua, dobbiamo controllare sta riga. Sì. Ok, per andare di là dobbiamo andarci da sopra e queste già ce le abbiamo. Cerchiamo di risalire un attimo da sopra. Allora, compra banana, compra banana, compra banana, compra banana, compra banana, finite banane. Compra tutte le gemme. Compra la chiave e compra tutto. Ce l'abbiamo fatta giusto? Sì. Tutto abbiamo preso. Allora, a sto punto, risalendo pure un pochino da qua, mettiamo qua la sala da pranzo.
Siamo già al 5 e prendiamo altri passi da qui. Oggetti, altro non c'è niente. Questo ce l'abbiamo. Sì, questo poi è la T. Ok. A questo punto proviamo ad andare da qua. Noi papa, buonasera, buonanotte. E buon Buonanotte, inizio papone. settimana. Non è festa oggi. Ma comunque la settimana inizia che è lunedì. Io ho detto solo buon inizio Vabbè, ma settimana, non c'è generico. palle, però, Già, ma c'è il congelatore. però da fornace. Stai un attimo pure a sottolineare questi dettagli. No, se non serve a niente, oggi. Che amarezza. Non è colpa mia. Che amarezza. Ma se non serve a niente. Allora. Se la pesi, ma anche no. Anche se a sto punto 10 gemme passaggio e ci riusciamo a pulire un pochettino la zona. Vabbè, ma sono disoccupato, potrebbe essere anche giovedì. Comunque domani e lunedì inizia la settimana. Magari trovi lavoro, magari vinci il Super Enalotto questa settimana, sì. che ne sai? Se poi vinci, non ti dimenticare di noi, che a noi farebbe piacere. Non ti scordare mai di me. Allora, dormitorio, corridoio, e possiamo vedere di aggiungerci di là, solo che poi dobbiamo fare il giro per controllare. Sì. Magari trovo un asciugamano, anche quella è una possibilità. No, io oramai ho passato il punto delle mamme, pure se una granny va bene, ma va bene. Dammi la granny. No, ma ci sono problemi. Allora, qua ci conviene mettere il laboratorio e provare a girare dall'altro lato. Allora, vediamo un po'. Che cosa ci hai come esperimento? Tu ci devi dare quello delle mail. Dobbiamo leggere qualche altra cosa lì. Che là uscirà una bella email. Guarda, ho messo le casseforti qui e qui. E ho trozzato lì. Allora, ogni volta che mangi una mela aumenta di 1 i soldi. Abbiamo ancora il boudoir con 3 mele. Trozzi patrozzi. Trozzi patrozzi. Ciao papa. Il papone. Allora, vediamo un po'. L'acquario con una gemma e possiamo scendere sotto. Qui a noi la lettera non servirebbe, vabbè, dovrebbe essere una I qua. Però qui... Ah no, aspetta, le immagini c'erano, eccole qua. Allora, dovrebbe essere una I, però non riesco a vedere che cos'è l'oggetto. C'è l'acqua, c'è una trota e c'è la lega. Ok, moneta. Allora, no, vediamo prima giù. Tu sei sprecata, ma ci faresti girare il giusto. Sono 3 gemme, cacci tua. No, questo ci serve al limite pure gettando la run. A noi mo ci interessa capire qual è il messaggio segreto. È uno spreco queste 3 gemme così, però gira la ruota. Yeah. Gira la ruota. Yeah. E forse andiamo avanti anche noi. Tu sarai chiusa. Ah no, c'è aperta. C'è la fornace. La fornace. Possiamo anche girare l'uscita. Glorio. Ah no, quella era... Glorio. Ho sbagliato, quella era un'altra cosa. Vabbè, uno può sbagliare, no, lo zio? Allora. Non penso che mo sia vietato No, sbagliare. ma capita. Questa la dobbiamo mettere per forza. A chiunque. Che dobbiamo capire qui se era una D. Ma Mettiamo la sala posta. Luffi. E abbiamo ordinato l'upacco. Allora, Gianmarcone. Lupacco. Gianmarcone.
Sono Francesco. Allora, c'è un'auto qui. Allora, card e car. Quindi manca la D. E allora noi abbiamo... che cazzo è mod? Scusa, mo la D questa dove sta? Noi siamo qui, 4-1. Ok. Quindi la D è quella, le altre due... Quella la possiamo recuperare dal corridoio. il corridore da qui ci non la manca. possiamo Questa recuperare. Vabbè, ci arriviamo. Ci basta una... Ma perché ci via dei chiavi? No, fatto di carattere, insomma. Una questione caratteriale la Il tua. cervello a volte funziona in maniera strana. Allora, noi possiamo prendere... Ovviamente, Reagan, sei o non sei un coglione? Facci sapere la tua. Ecco. Allora, stage... Reagan è la salvia. al terzo stage. C'è la salvia. Io, salvia... Allora, salvio... era non... stage. L'altra volta l'abbiamo usato come stage e ci siamo trovati che le ultime 3 righe a noi sono perfette, cioè hanno senso, è qualcosa che sappiamo, quindi su quelle andiamo sicuri. Però abbiamo capito che ogni immagine No, questo sì. dipende dai punti di vista, quindi No, problema è nato. Penso di sì, ma devo fare il test ufficiale. Facci sapere, Reagan, se confermano che sei un cazzone. Allora, oggi purtroppo io non ho idea di come si debba dire in inglese quella pianta. però c'è scritto il nome vicino. C'è scritto il nome vicino. Patrozzi. Scritto il nome vicino, salvia, sage. Sage e stage. Quindi T. Quindi c'è una T. Però la T a me mo mi deconcentra, mi depista. Quindi questo qua va qui in mezzo ed è una T, abbiamo detto, giusto? Sì. Test. Dots. Che collega tutti gli 8 punti, quelli là nella stanza 46. Sì. La mappa, dobbiamo capire come risolvere la mappa. Quindi qui sarà una O. Sì. Quindi ora dobbiamo allora Gianma, il gioco è come stavo cercando già di dirti da un po'. Aspetta, questo muore? Si è salvato giusto. Ma perché ridono Ulisse? Che c'è di divertente? Ha organizzato tanti piccoli enigmi in modo diverso, collegati crescendo, sì. Dove facendo tutte le cose forse si abiliterà qualcosa e ti butti sulla strada del vero finale. Non male. Non c'è problema. Ci arriviamo prima o poi al finale. No. Non sappiamo quando. Le cassaforti, dove sta? Il gioco è fatto bene, di sicuro dentro c'è un indizio su dove trovare le cassaforti. I punti della mappa, dove hanno... C'è pure quello, ma noi non l'abbiamo trovato e abbiamo finito le chiavi. E noi come cazzo facciamo? Allora, facciamo altri 80 run e ci arriviamo. Ma io voglio morire. No, Gianma, non morire. Allora, non posso noi siamo qui, a noi servirebbe... No. Dovremmo avere la conferma che l'hai. La vogliamo via? La camera però a questo punto preferisco qua, così magari esce qualche chiave. Dici tu. Almeno una c'è. Ma che cos'è sto coso? Francescone Monowi, benvenuto. Buonasera. E noi dopo 100 giorni c'è l'oggetto che ci dà più... No, ma questo si è aggiunto mo', non è possibile. Perché abbiamo sbloccato l'altra sala. Non era possibile. Abbiamo sbloccato l'altra sala. Questo è broken. Un effetto addizionale per ogni costellazione quando l'attivi. Quindi se ne attiviamo 5 su 10 doppio passive. Dov'è la stanza subito? Chiavi dell'auto che non ci servono. Cazzo, va bene, Reagan abbiamo avuto la conferma, quindi che sia un coglione. Tutto a posto. Non servono altri test, Reagan. Vai tranquillo. Con la chiave apriamo qua, però mo devi uscire, se non esce è un peccato. Dice a me. Altri oggetti. Questo lo dovevamo trovare tra l'altro all'inizio, se si è sbloccato col planetario questo oggetto. Stavo pensando, questo mo ci mette il lettore di schede e noi non ce l'abbiamo. Oh, così l'ha fatto, mannaggia. Ma tu lo sai che funziona così. Perché abbiamo capito una cosa e lui giustamente ci deve punire. Devi morire.
Allora, principe, noi ci Fruzzo. abbiamo ancora un'altra entrata di Il qua. telescopio non è permanente, quindi se trovi Kotchek lascialo. Sì, no, lo so, l'avevamo immaginato, Francesco, che non era un permanente. Francesco, tu già mi sei molto simpatico. Purtroppo abbiamo brutte esperienze con altre persone che si chiamano Francesco. Rispetto, se lo stavo per dire io, rispetto ad altri Francesco, tu Sì. già parti benissimo. Anche se c'hai lo stesso nickname di come chiamiamo noi quell'altra persona, quindi è un problema. Pensavo era lui all'inizio, ho detto perché No. si è fatto un altro account. No, Ok. no, questo è un ragazzo, una persona per bene. Quindi, piccola nota, se deciderei di seguire ancora il canale e ci senti dire Francescone è una merda, non sei tu. Noi pure infatti lui. ne conosciamo Non altri sei tu, due, purtroppo. non sei quindi tu. non- Abbiamo due amici e li chiamiamo Francesconi, quindi sì, tu ti chiami Francescone, si potrebbe creare un conflitto di interessi. sì. Io pensavo fosse Reagan anche noi, ma come hai visto ha risposto come una persona normale, non come un decerebrato come il nostro. Quindi, Canile con pala, così ci apriamo le porte visto che non abbiamo chiavi. però le buche escono solamente nelle stanze verdi, lo zio, perché non abbiamo il bonus che escono in tutte. No, escono un pochettino in giro, Ma hai magari messo con un il- po' di fortuna. No, magari escono già, ma meglio di niente. Comunque mi chiamo Francescone da un sacco di anni. Caro Francescone, tu sarai quello buono da oggi in poi. Oh, tu sei... No, vabbè, pure l'altro è buono. Allora, noi abbiamo due Francesconi, piccola lore, così capisci subito. Ah, Uno ma- è buono, bravo, simpatico, gentile, C'ha qualche bello, personalità multipla, però quello è un altro discorso. Poi c'è un altro che è stronzo, punto. Pezzo di merda. Pezzo di merda, non servono altre parole. Anche se gli vogliamo molto bene. Li vogliamo bene, però è un pezzo di merda. Quindi tu sei il benvenuto, Tu sei quando Francesco. leggeremo il tuo nick saremo contenti. Abbiamo fatto il buono, il brutto e il cattivo, solo che noi abbiamo due buoni e un pezzo di merda. Il buono, il bello e il cattivo facciamo. Poi Ok. se sono due buoni facciamo comunque... Facciamo il tutto. hai visto? Quindi grazie per Allora. esserti aggiunto, caro Francescone, hai completato il trittico. Questo già l'avevamo fatto l'altra volta ed è una L. Sì. Quindi ora possiamo pure cercare di prenderne un pochettino di qua, ma tanto quello che c'è da fare ormai l'abbiamo capito ed esce il planetario. Aspetta. Se decidi di concludere la giornata del planetario... Peccato che non ha porte. Sala Peccato. conferenze ci fa andare un Che attimo due sia di qua che stelle di là. gratuite, se finisci là pure non è male, però. Così potremmo mettere un corridoio o qualche altra stanza, ma ci blocchiamo. Comunque, Francesco, ne deduco che anche tu stia giocando a Blueprints, dato che ci hai dato quel suggerimento. Quindi facci sapere tu a che stai col gioco. Io sto gioco di merda, lo odio. Un'altra porta chiusa con la keycard. Quale dei due aveva le numeresi arrapate in albergo e non ha priorità? No, quelli non erano i Francesco. No, Tom. no. Ah, l'hai platinato! Complimenti, Francesco. Mi fa strano dire questo, ma... Complimenti. Ti prego, restaci molto vicino. Non stiamo seguendo guide, non stiamo seguendo niente. Piano piano stiamo riuscendo a farcela, però vogliamo uscire da sto gioco, non ce la facciamo più. Non siamo tra quelli che sono entrati nella stanza 46 e hanno detto ho finito il gioco. No, stiamo andando fino in fondo. Ci proviamo. Quello era Tizio. Forse era Tizio quando Sì, stava sì. nell'albergo pure lui. Sì, era Tizio. Bravo, Reagan. Ci ha bloccato la Siamo RAM. stati poldati. Poi il gioco ci prende molto per il culo, quindi questa cosa non aiuta. Allora, Tom, tu come stai? Che si dice? Però, Tom, era un po' che non passavi. Un po', sì. Come stai? Bello, che stai facendo? Come va il lavoro, la vita? Stai vedendo qualcosa di interessante? Allora aspetta, possiamo toglierci subito un dubbio. Vai. Francescone, quello buono, ma devo precisare, No, ma devo aggiungere il nuovo. Sarà un problema, La gestiamo, la gestiamo. So fa solo una. Grazie, grazie, molto gentile, molto gentile. Allora, ci conferma soltanto che esiste un documento in questa cazzo di villa. Allora, prima di tutto dimmi quanti anni hai così io mi autoregolo per cose mie. Ah, calcola che Enzo ce n'ha 72. Mese prossimo 79, 31. Ok, vabbè, allora vai tranquillo. Okay. No, perché qui abbiamo. No, Finalmente non lo potremmo dire. Giovanotti. Ecco, persone che sono forse al di sotto dell'età consigliata di Twitch. Forse non c'è sicurezza. Il limite massimo di età non c'è, si uniscono tutti, quindi ci regoliamo sempre pure con le parolacce per non creare problemi. Se dà fastidio. Sto cazzo di gioco, c'è un documento da qualche parte che dice guarda nipote, carissimo e amato, le cassaforti sono qui, e noi ne abbiamo trovate 4,
ne abbiamo prese, abbiamo capito anche che il codice è una data presente nella stanza dove è la cassaforte, ma le altre 4 dove stanno? Tom, se riusciamo a finire sto gioco meglio. Ah, aspetta. Io sono in fissa con Fantasy Life e Blueprint. Ah, pure tu, Tom, quindi ti stai azzeccando. Tom, ho provato 2 giorni fa Fantasy Life, quello nuovo, mi sono dovuto dare degli schiaffetti sulle mani. Ho detto, no, non è il momento. Mi fa piacere. Ok. Ok, sono tutte, Quindi però sono c'è un documento che ti dà dei suggerimenti sul dove trovarle, perché noi stiamo vedendo, ma quella nella drawing room col candelabro ce l'ha fatta scoprire un nostro amico, ha detto andate là vicino e premete. Grazie mille. 7 le trovi facile e l'ultima la trovi solo in end game, dove noi arriveremo. Però le trovi facile, vuol dire che 2 le possiamo ancora trovare. Allora, le trovi facili e te siamo 2 imbecilli, perché quella nella drawing non l'abbiamo mai trovata e ci siamo passati tanto tempo. Dobbiamo iniziare ad esaminare tutte le stanze ovunque. Però io ho un indizio che ti dice i nomi delle stanze. Quella della drawing si capisce dal disegno. C'era un quadro col candelabro? Non è che sui libri in libreria, le guide che ti spiegano le stanze, magari leggendoli meglio, dà qualche indizio e dice dove sono le cassaforti. Boh. Allora, se ci esce la libreria, rimaniamo a prendere i libri quelli là. Ah, Tom invece si è arreso a Fantasy Life, molto bene. Si è proprio arreso, ha detto vai, fammi tuo. Non ci sono testi dove c'è scritto la locazione delle cassaforti, devi trovarlo esplorando. Perfetto. Ok, allora ora apriamo le stanze come... non così, ma così. Ah, più che altro, Francescone, perdonami la domanda. C'è una cassaforte più piccola nell'ufficio del direttore, chiamiamolo così, quella che si apre, che c'è il pulsante nel cassetto. Pure quella. L'indizio è il calendario. L'indizio è il calendario. Conta per prendere le lettere oppure un'altra cosa che tu sappia? Tanto noi la apriremo lo stesso, quindi... Se vuoi posso dirti le stanze dove stanno. No, ma non so se vuoi, se ti dà fastidio come questa noi cosa. apprezziamo soprattutto pure nei giochi così, pure per portarli avanti e terminarli tranquillamente. C'ho il computer più il portatile, metterei un attimo il portatile sotto e mi cercherei le guide e sembrerei bravo intelligente che riesco ad arrivare alle cose. No, noi abbiamo più un approccio, dateci dei suggerimenti sul dove andare, fateci pure un piccolo enigma per farci capire, ecco, in questo caso la stanza o quant'altro, così andiamo avanti per non avere live troppo che giriamo solo come dei cazzoni, visto che siamo al giorno 101 109. Ecco, tu in quanti giorni l'hai finito? No, a noi ci conviene puntare direttamente Aveti. Iniziamo ad andare con questo. Anche se però, aspetta. Mi sono dimenticato la cosa più importante. Stanzetta fuori. E non ci dobbiamo dimenticare della combo qua dell'accendino super più per le 2 fiaccole. Allora, 60 ore ho fatto tutto il gioco e poi altre 30 per fare il trofeo Room 46 dei One. Porca vacca! Cioè hai messo 30 ore per riuscire a fare solo quello. È stato bello tosto, mi sembra di capire, Francescone. Senti, a sto punto vediamo di completare pure questa delle aule. Allora, qui non c'è niente. Trozzi, è quasi magia, Trozzi. Noi abbiamo perso le ultime 2 settimane cercando di far spawnare la throne room e non ci usciva, e all'improvviso siamo riusciti ad entrarci e non è successo niente. Ci siamo pure un attimo rimasti così. Abbiamo capito che dobbiamo completare tutti gli enigmi per arrivare al vero finale. Room 46 è difficile perché devi trovare determinate stanze e non avete nessun upgrade permanente sbloccato. C'è molto culo coinvolto. Sì, immaginavo. Allora, che iniziamo bene con un'aula. Sì. Allora, mela.
Le prime 3 file già ce le abbiamo tutte. Dobbiamo buttare solo in alto. Mo ci vorrebbe il corridoio. Senti, a sto punto io ne approfitto. Vai. Allora, Sì, ne continuo ad approfittare io. bello. Solo un po' sono finite le gemme, questo mi è nato discorso. Brusco. Perché? Boh. Mi piaceva. Vabbè. Allora, Brusco. di là tutto occupato, di qua tutto così. Ci chiudiamo di qua, ma mettiamo biblioteca e proviamo a fare sta cosa. A parte che c'è una chiave, buono. Ed erano questi qua. Iniziamo dal primo. Vai. Di qua non c'è nient'altro e ce ne andiamo dall'altro lato. Se avessi stato buono, oddio, già mi chiudo così. No, facciamo così, cappella. Questa è la battaglia di Magenta. La battaglia di cappella. Andrete nella cappella. Tutti i frodi cavalli. Ah, Con due allora. piedi, con due mani, senza testa, senza collo. Questa è la battaglia. Vabbè, E ogni volta che ci penso mi piscio sotto. Il senza collo è la parte più bella. che c'è, non c'è. Maurizio Costanzo sarebbe stato un drago. Ah, mannaggia la miseria, a sto punto dobbiamo fare solo così. Magazzino. Almeno ci siamo completati tutta la zona lì. Di qua. E di qua non c'è niente. Sì, che poi lo dice Aldo senza collo che è una giraffa. Dacci altre chiavi. Senza busto pure merita, esatto. Grazie, grazie principe. Mannaggia. Ok. Allora, Gianmarco, Cannega c'è qualche informazione. no, io sai che cosa faccio? Visto che abbiamo capito che dobbiamo completare tutto e dobbiamo completarci anche la mappa lì, io mi faccio una foto delle 2 cartine qui. Fai grande foto. Cerchiamo di... in quella cartina vanno messi gli spostamenti della mamma, chiamiamola così, in base alle lettere che troviamo nelle cassaforti. Date per fare da 1 a 6 quali sono i punti. Però il messaggio segreto te lo dà in ordine diverso. E noi mo completiamo il messaggio segreto e capiamo un attimino che cosa dobbiamo fare. Aspetta. Vedi di qua. Senti, fai anche foto a questo. Se non mai sapere, capi in Davide, lo zio. Lo sai che Blueprints è cattivo, quindi conviene sempre tenersi informazioni a portata di mano. Dottor Reagan, buonanotte. Oh, buonanotte, bel pezzaccio di cacca. Allora, Ti auguro abbiamo un delle buon foto. riposo. Andiamo fra 10 minuti a fare quello. Buonasera. Sera quello. Sei un pezzo di merda. Oh. Aspetta. Tu a che cazzo servi? Francesco, Oh. Perdonami. No, non lo voglio sapere, No, lo no. voglio scoprire, però Tu serve a l'hai qualcosa. sbloccata questa cosa. Perché io devo capire questa a cosa serve. Cioè, tu l'hai comprata, quindi presumo sei riuscito a perfetto. Ma è apparso un altro oggetto, Gianmarco. Questo non c'era, infatti. Ma che cos'è? Compra. Sì. Ah, per platinare devi anche comprare tutto. Ok, quando l'hai comprata, Francesco, sei rimasto soddisfatto? Non vogliamo sapere che fa. Ma Questo tu non ce l'hai ancora attivo. questo qui sei Coming riuscito. soon uscirà con un aggiornamento. dato più che in abbiamo là. uno che è pratico del materiale. Io lo voglio comprare. Ah, è un'app. Ok. Ok, grazie Ok, Francesco. Ok, ok. va bene. Questo, Ok. Questo non ce l'hai invece. che se no? tu adesso mi dici no, io l'ho fatto, Allora, c'è un sì, problema, perché c'è un problema grosso. Facci capire un attimo, perché Vabbè, se che- sei riuscito abbiamo perso qualcosa di Già evidente. questo
Questo è nuovo. Questo non è so nuovo come e c'è l'abbiamo del sbloccato. sangue. Quindi dobbiamo mettere... Tomba. Ah no, scusami, il tempio. È nello Oggi shrine. questo è un sacrificio. Qua dobbiamo fare qualche sacrificio. Che questo dice sarà disponibile. Dice console edition. Dobbiamo Forse attivare ci qualche sono console da qualche parte. Ma verissimo, sono un coppato. No, non penso Immagini, così. Allora, ci ha poldato. No, tu scusa, questo è su Xbox, giusto? Se non ricordo male, Digiblock si sblocca, puoi comprarlo, ma non fa un pipo. Ok. Va bene, Ci allora noi manca la andiamo avanti. base. Allora, ecco qua, possiamo già vedere qualcosa da qua. La console è quella che sta nel commissary. Ok, sì, il cabinato, Il cabinato quello là. lì, però non è attivo. Non ci ma fa fa che fare- l'altra volta che scherzavo il fatto mettiamo la spina, se esaminiamo meglio, si rimette la spina e funziona. Coppa. E tubera corrente. No, lo zio, aspetta un attimo. Nella fuse box c'era quell'ultimo interruttore in basso dove c'era tolta una cosa e c'era scritta cabinet. Ma fa che se andiamo lì e mettiamo la leva, quello lo attiva, che è una combinazione che non abbiamo mai fatto. Un po' grande, però a questo punto no, non so. O c'è scritto qualcosa qui in uno dei manuali. Allora, qua ce l'abbiamo. Qua c'è un'altra lettera, no? Ci serve qua? No, quarta. No, ok, a posto. Noi quella diamo per scontato che sia una O. Gioco però... Se la inzacchi a pressione la problema. C'ha chiuso la run. Pezzettino di merda. No, me lo conservo per la prossima volta a sto punto. Così per ridere la fornace, vai. Fornace per ridere. Ma vaffancuore. Allora, chiamiamoci la giornata. Blue Pens la dobbiamo prendere. Per forza. Oh, Mannaggia. Il fatto che tu l'abbia platinato, Francesco, ci rende molto felici perché tu adesso sei il nostro pozzo di informazione. Tu sei il nostro guru, ma non fuffa guru. cioè, io te lo dico, Francesco, te lo dico solo a titolo informativo. Poi, battute a parte, se vuoi tornare, noi siamo tutte le sere qui in live. Dalle alle 22:30 mettiamo Blueprints. Quindi per quell'orario là, se vuoi ci trovi già là, se no anche prima a fare altro. Ci vorranno mesi, ma sto cazzo di gioco lo dobbiamo finire. Basta. Allora, se esce lo shrine no, deve fuori, uscire lo shrine subito. se esce lo shrine, non voglio manco aprire sta champagne. Ora il principe ci ha dato una cosa nuova, quindi ha fatto il buono. Mi arriverà la notifica. Speriamo, Francesco, perché a volte Twitch avvisiamo sempre, perché gli orari ormai li facciamo fissi e che le notifiche non funzionano, e difatti mica ci va a dare lo shrine. Resettare subito. Ci va a dare lo shrine. Resettiamo fino a che non esce. Vabbè, questo è buono comunque, però. Pazzissimo. Stai facendo il pazzo, stai facendo. Ragazzi, niente. Fermi tutti. Bello, tra l'altro, progetto abbandonato, sì. Se non inizi, figo. Tanto noi adesso a livello di tempo non ci interessa niente. No. Ma devo capire quella tomba che cosa fa. Vedi se premi B o qualcosa? No, niente, no. Giusto si fa il... Era con qualcuno. Sai perché fa così? Per caricarsi il modulo di progettazione della villa, si è fatto questi 10 secondi, così si elabora tutto correttamente. Okay, andiamo direttamente fuori, così. Aspetta, fammi prendere i soldi. Dici tu, facci una donazione nel caso. La divinità vuole i soldi, il demone non li vuole. O si prende i passi per fare qualcosa. Dice dammi tot passi. Diamogli 60 passi. Io avviso, se non c'è riavvio di nuovo. Siamo partiti, Francesco, preparati perché è partito il momento. Non esiste. Sì, certo. Cazzato nero. Ormai è partito. Interessa. Ormai è partito. Finita! Devi solo dirmi a livello di gioco, sono giorni che stai skippando, devi entrare almeno dentro e mangiare una mela, se no muori di fame e io esploro, altrimenti fino a quando non esci si skippa. Ma ti sei seduto sul concetto di fistalloni? Capita. Come capita? Soldi. Non può capitare il concetto. Allora. No. Andiamo. Deve uscire, zio. Se no mi finiamo a mani in faccia stasera. Noi e lo sviluppatore di Blueprints.
Io voglio sperare che lo sviluppatore, visto che il gioco mi è parso di capire che è andato bene, 2, bel 2 ampliato. Su Prince 2. Scusami, del 2 che fai di preciso? Ti inventi qualcosa di lore che c'è sulla un'altra mamma e villa. sul gruppo fai un prequel. Sì, è vero. Fai un Puoi fare prequel. La struttura è sempre questa. Fai un pochettino modificando la grafica delle cose, rendendole un attimino più su quel periodo storico lì. A posto. Guarda com'è mutevole questa applicazione. Continuerà a mutare fino a quando non esce lo shrine. Mo. Soldi. Se no finiamo a capelli. No. Allora. Abbiamo 3-4 ostacoli davanti per il finale. Abbiamo risolto pure l'enigma, quello delle statuine nella stanza numero 8. Quindi, ciao Marco, con tanto lavoro di gruppo, ma già l'abbiamo fatta. Dove sta? Mi sta incazzando? Non mi interessa. Allora, nel mentre, Francesco, raccontaci, dici qualcosa di te, se ce lo vuoi dire, che fai nella vita, che giochi ti piacciono, se sei pro Tanto noi abbiamo 20-25 minuti. l'elio, se sei contro la cioccolata. Ah, dottorando di ricerca all'Università di Foggia. Ah, perfetto. Pro Elio, grande, sempre pro Elio, sempre. Soprattutto lui e le sue storie tese. Allora, andiamo avanti. Prendiamo i soldi. No, tanti ora me lo faccio in automatico, cioè non sto manco... E, perdonami Francesco, io l'università non l'ho fatta. Mi pare, manco tu hai fatto l'università. Oggi perfetto. Né io né Enrico, quindi non sappiamo. Dottorando di ricerca della personalità di Foggia, che cosa nello specifico? Che cosa fai? Stai per caso scoprendo una nuova fonte di energia? Se sì, ce la puoi dare anche a noi? Grazie. Dove sta la bara? È questa qua. Piccolina. Ma allora mi ha truffato il negozio. Dal negozio sembrava che era una cosa così. No, allora, aspetta. Allora, tu vicino a me dopo tutto sto casino non lo apri? No, io lo devo aprire. Però queste mani, capito? Non so come si fa. Penso con una con chiave. Una donazione. Si devono mettere questi 3 simboli sopra. Che non ti dice prova chiavi, cose, non... Allora c'è un lucchetto normale, quindi si apre con una chiave normale. Già, ma dobbiamo prendere una chiave e torniamo. Una chiave? Ma mi chiude? Certo. Merci. No. Cambiato idea molto velocemente. Vabbè, dai, sì. Vabbè. Però dopo. Però ci ho ripensato. No. Vabbè. Fai come vuoi. Ecco, abbiamo risolto. Fatelo tu. Fatelo tu. Allora. Baule chiuse, non abbiamo niente. Corridoio, ci serve una chiave. Una. Allora, se il gioco è molto cattivo, sì, tu apri la cassa. Borsa di studio mensile. Per cui si fa ricerca per l'università, nel mio caso specifico in scienze della formazione, dello sviluppo e dell'apprendimento, dunque ricerca nell'ambito dell'educazione. Ok, forte. Forte. È uscita una chiave, anzi 2, più lockpick. Allora ti posso dire la mia, cosa avrei progettato per quella cassa, con quella scritta in quel modo. La apri, qualcosa di trama o di lore che ti spiega il motivo e si cancella il salvataggio. Riparti tutto da zero. Ma non dicere sti cose. Fai un backup, mi stai facendo un'ansia. Dai. Non abbiamo mai visto scritte rosse. Questa proprio dice, la vedi questa? Apri tutto quello che vuoi. Forse è meglio questa non la devi aprire. Il problema è che se serve una chiave speciale. Ci vuole una chiave speciale. Quindi dice pure meno male che non ha funzionato la chiave. Quindi c'è un'altra chiave in giro speciale. Cioè, ma noi abbiamo passato le ultime 3 settimane a trovare chiavi, porte, abbiamo detto è finita.
No, mo un'altra chiave e lui ci sta pure minacciando. C'è la chiave speciale da trovare, ma tu non la cercare. No. Sti segni noi l'abbiamo già visti da qualche parte, già ma... Non lo so. C'è un posto che non abbiamo visitato. La stanza nella tomba. Quella che dobbiamo accendere le due torce di lato e apparirà qualcosa Sì. là dietro. Magari c'è qualche indizio lì nella tomba. Mannaggia. Intanto sta villa continua a non essere ai normale e canti. tranquilla. Vabbè. Io non ne posso più di questo gioco. Pensavamo che il gioco fosse finito. Ok. Che aspetta, fermati. Ci abbiamo scalfito la superficie. Fermi, no, è impossibile sta cosa. Guarda chi è arrivato, sedia, Sì. lo skin video. Buona sedia, quello. Sì, quello lui è un nuovo Francesco, però buono. Allora, Francescone questo, quello è quello buono. Questo è un L'altro altro Francesco, quello buono, lasciamo così. Il pezzo di merda resta il pezzo di merda che è. Lui è Francescone, quello buono. Ha platinato Blueprints, quello ci sta dando pure dei suggerimenti. Se non è Francescone buono lui, chi è? Punto interrogativo. Facci capire un attimino che vuoi dire però, Francesco, in che senso? Allora, tu mo sei apparso stasera, ma noi molte cose, molto probabilmente per quello che abbiamo ragionato noi, le abbiamo già fatte. La scacchiera giù mettendo le stanze l'abbiamo fatto. Abbiamo sbloccato qui il bunker nucleare sbloccando la throne room. Siamo entrati nella stanza 46. Abbiamo risolto uno dei rosari, dei quadri, degli stemmi da fare. Dobbiamo cercare un attimino gli altri in giro. Però su alcune cose già ci siamo portati avanti, pensavamo. Se tu ci dici che tutto questo è il grosso per arrivare a quella situazione, che poi dopo c'è... Allora sì, effettivamente, aspetta, io su una cosa ancora non mi sono trovato. Noi alcune scene che ci ha mostrato al Zara, Sì. tipo c'è la porta magica che tu trovi, non è che inizia a mettere pure quelle cose lì e il gioco continua. A me fa piacere, ma non credevo di trovare un gioco così Vabbè, profondo. Francesco, noi ti aspettiamo tutte le sere comunque a questo punto, quindi saluta tutti i tuoi amici, la tua famiglia, se sei fidanzato, chiunque, perché tu non li vedrai. Allora, noi non ti obblighiamo a venire tutte le sere, tu vieni a fare una facciata ogni tanto. Però ti vediamo obblighiamo a venire tutte le sere. No, no, che non possiamo Cose che obbligare le saranno persone. tutti riferimenti a cose che succedono nel gioco. Perfetto. Quindi Ecco c'è una qua. cazzo di porta in giro. Va bene. Tu ci hai visto la vita, te lo dico in napoletano, tu hai fatto un guaio. Ma io pensavo che per sta settimana lo finivamo. Questo qua sta uscendo altre cose. Va bene ragazzi, per l'anno prossimo, vabbè. Allora, cambiamo la programmazione del mese. Avevamo detto che sto mese facevamo tante cose, seguivamo le confidenze e quant'altro. Non ascoltare, scappa finché puoi. Stai zitto, quello. È una cosa reale nel gioco. Perfetto. Mamma mia. Grazie Francesco. Sto mese facciamo solo Blueprints. Tutte le sere. Pre-live Blueprints. Suca sempre tu, quello, sempre tu. Bastardo. Ok, almeno ci siamo fatti la giocata l'altra volta e ci siamo aumentati i soldi all'inizio. E siamo a posto. Dobbiamo fare. Allora, Gianni, noi continuiamo con il nostro piano. Completiamo con il nostro piano. Sì. Completiamo il... Ah, noi dobbiamo avere pure l'armeria, lo zi. È vero che non c'è ancora uscita. L'abbiamo sbloccata. Esatto, ma era finita la run e non siamo riusciti a metterla. Allora, ci servirebbe il tunnel che ci manda fino in alto. Spero che nel vaso al posto del dormita ci stia tu. Pezzo di merda. Faccio vedere io il dormita. Però di solito mo quello sta arrivando un pochettino prima, non proprio in chiusura come sì, si è anticipato di 5 minuti stasera. Vabbè, 5 minuti alla volta, lascia fare. Maledetto. Allora, io punto a rushare verso l'alto. Non si è sentito un cazzo. Godo, pezzo di merda. Dadi. Soca, quello, soca. Controllo manco in giro se c'è qualcosa. Sì, vai così. Ma un tolle, dritto per dritto, così. Arriviamo che esce altro?
Ora però, mo, quello che vorrei capire, qual è il criterio, la cosa che abbiamo fatto in più che ci ha fatto apparire questa? Se vi dico scettro vi dice qualcosa? Ehi, No. A te dice qualcosa? io avevo provato a dire per attivare il vero finale bisogna entrare nella throne room con la corona che trovi nella stanza 46, ma non avevo valutato lo scettro. Ma fa che noi mo facciamo tutto sto giro, ci troviamo da una route degli enigmi lo scettro, da una route ci troviamo la throne room, completando la stanza 46 abbiamo la corona, prendi tutto, vai nella throne room e completi il gioco. Madame, bentornata. Ha caricato il telefono. Madame, Beh, vedi, Francesco, così mi piace, capi? Fai piccolo, ma di frizzica. ma lo scettro, non... abbiamo visto uno scettro finora. Vabbè, ragazzi, il gioco purtroppo non lo portiamo più avanti, quindi ci salutiamo per sempre. Madame, questo è il gioco a cui devi stare attenta. Questo gioco è molto pericoloso. Molto, molto pericoloso. Allora, oggi laboratorio, vai. Dobbiamo curvare per forza, purtroppo. Almeno vediamo di mettere sta armeria e proviamo almeno una volta. È l'ultima stanza che ci manca. Loro sono... Mentre eri, vabbè, aveva detto che se eri comunque presente, nuovi amici stasera. Vabbè, quello purtroppo è già di base. È addicting sto gioco, una volta iniziato non puoi non finirlo. Ce ne siamo accorti, Francesco, infatti, anche per colpa tua. Cioè, noi portiamo in live tutti i titoli così. Una mattina avevo letto qualcosina in giro, dissi a lui stasera proviamo questo, ma così, in tranquillità. Io avevo 12 anni quando non l'avessi mai fatto, mai adesso ne ho 27, quindi c'è un problema. Pure quando sembra che è finito, sto gioco non finisce. Almeno la camera pulita e la pancia piena. E questa è una cosa sempre buona, madame. Stanza a posto e pancia piena, vivi bene. Belli rilassati, con le giuste energie. Quello, ma perché mi deve venire l'antiterrorismo nel garage? Ma poi, ma perché? Così, a random? Ma perché? Ma non sono un terrorista. Allora, qua qualche lettera pure ci servirebbe, attenzione. Attenzione, no, allora. Cioè, questo era da me sono le 2 di no. Ah, sono le 2. No, magari la polvere alle 2 lo eviterei. Sì, lo dici tu. Quello tu stai giocando. Quello io ti ammazzo stasera, ti avverto. Non fate omicidi. Te l'hai visto? Già c'è il principe sulla lista proprio degli obiettivi. No. L'hai visto Death Note, allora. quello? Ecco, tu fai la fine di Lindell Taylor, ti faccio. Se non sai che suca. Se hai capito, allora, capito. Questo qua non ce l'abbiamo. No? No, aspetta, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, no, è una A. Nel laboratorio possiamo metterla, ci manca. Dovrebbe essere una G dal laboratorio. Allora, aspetta. Questa volta mi tocca sucare. Bravo quello. Allora c'è scritto qualcosa vicino, vabbè, ma sarò vecchio e stanco. Foto? Ah beh, Spine, Pine, è la S. Mi dissocio, mi stai facendo... È la S, ok. No. La S. Ecco qua. E ne abbiamo preso un altro. A posto. Ora possiamo vedere di risalire. No, aspetta. Qui, apri la mappa. Terzo. 1, 2, 3. Ah, è il terzo. Ah, era nel Mount... Vabbè, lascia stare. Ok, possiamo vedere di andarcene di qua, solo che abbiamo 2 chiavi, però la pala non l'avevo proprio vista. Ok, 2 turni abbiamo presa. Ma sì. Ah, questa è una bella storia. Ma l'hanno esplorato con un giocatore di Tekken iraniano che hai conosciuto in un torneo. Questa è una bella storia. Ma raccontaci questa storia se vuoi. Hai vinto innanzitutto? Tekken, che bei ricordi. Oppure ha vinto... Allora, dobbiamo mettere lo Ziera, il cavallo... Per mettere l'armory, sì. Sì. Ok, mo ci deve andare di ciurlo. E questa è una storia d'amore nata in un torneo di Tekken interessante, devo dire la verità. Ah, Jammox, aspetta. Con la traduzione si sono aggiunti, guarda, non c'erano prima. Le immagini sono cambiate. Hai ragione, c'è Turin. Ma che grande. Ti ho detto, hanno cambiato tutte le immagini.
Così abbiamo anche un'accortenza per i nomi in inglese, ok. Boot e Bat ce la ho di differenza, quindi tu sei la seconda. No, lui mi ha eliminato da... Allora aspetta Vabbè, un tranquillo, attimo, tranquillo. questa è una O. No, lui mi ha eliminato dal girone, poi è arrivato secondo perché ha perso contro il campione russo. Ma vedi un poco tu. Ma com'è possibile? Ma non erano vietate le console in Russia una volta? Io mi ricordo che non si poteva, non mi ricordo. Vabbè. Mannaggia, Al massimo ho fatto un piccolo torneo tra amici dove capito? lavoravo l'anno scorso in un villaggio vacanze, avevo amicizia con le altre persone e c'era il figlio del titolare che si era portato la Play. Abbiamo tenuto per tutta l'estate una sorta di torneo di Tekken. Praticamente c'era l'accendino del re, lo chiamavamo. Chi vinceva lo teneva e se ne vantava in giro per il villaggio come è giusto che fosse. È il mio trofeo. Li facevo giocare, li facevo picchiare, picchiare e poi alla fine della giornata io mi scocciavo, mi impegnavo un pochino, ridatemi l'accendino. Ci sono, ma i coglioni degli organizzatori non conoscono le regole ufficiali. La Russia era semplicemente bannata dal sistema ufficiale del Tekken. Ecco. Ok, allora mi ricordavo io male. La console... Ah, è vero che c'era il fatto che anche il signor Putin aveva detto di voler fare una console propria della Russia esclusiva, una roba del genere. Vabbè, comunque, la Putty Station. Vabbè, questa è veramente terribile. Però apprezzo. Ok, quindi c'è stato questo incontro al torneo e poi dopo l'hai picchiato, madame, quando ti ha buttato fuori dal torneo, tipo quando vi siete incontrati, pezzo di merda, un calcio volante dietro al collo. No, non penso davanti alle altre, no, non penso così. Vabbè, però quello è un modo per salutarsi qua da noi a Napoli. Noi ci salutiamo così, un calcio rotante dietro al collo. Non so se si usa. Questo sì che manca. Neanche la combo con la spazzatura. Ah, fuori dal match avete legato subito, bello però. Che capata. Una trattata di palle. Quello dipende da come vuoi salutare l'altra persona. Cioè, puoi grattare le palle, puoi tirargli un calcio dietro al collo. Se l'altra persona è d'accordo, sì. Non ce ne sono. Sì, mo l'Armory vuole uscire oppure ci dobbiamo incazzare? Devo allungare il brodo il più possibile. Corridoio, sì. Di qua corridoio ci colleghiamo all'aula. Allora, secret passage. No, aspetta, così abbiamo due possibilità, che posso rifare il giro e vado da là. Mi serve soltanto... Che è successo a Francesco? In che senso, povero Francesco? Perché? Perché è capitato nel canale qui in mezzo a noi. No? Sta prendendo che brutta pubblicità che ci fai, quello. Siamo così affabili, carini e coccolosi. Diciamo qualche parolaccia. Allora, siamo rozzi e incivili, però dai, il suo team c'è di peggio in giro. andava sul chi va là perché sapete, nell'Islam è vietato toccarsi fra sessi opposti se non fanno parte della tua famiglia. Quindi giusto, tra virgolette, questo stava sull'attenti perché stavate legando, quindi stava un po'... Vabbè. Quindi, sì. Queste sono cose purtroppo io non riesco a comprendere, onestamente. Però, vabbè, onestamente, allora, vi siete piaciuti, avete legato, vaffanculo a tutti quanti. L'importante è che l'amore vince su tutto. E l'amore, no, quelli erano gli americani, vincono. Quello è per altri motivi. Ci ha chiuso di qua lo stronzo. Ma no, non volevo, fatemi uscire dalla cantina. Quello preparate che prima o poi là ti buttiamo. In una cantina, sappilo. Allora, Francescone, allora. Ci serve il tuo sapere. Ora ti facciamo capire il nostro ragionamento, allora. Ci sono, eccolo subito. Questa qua noi l'abbiamo trovata perché è proprio nel cassetto, ok. Questa però non è una sinca, non appartiene all'otto di queste. Oppure questa qua noi dobbiamo aprire e l'indizio è qua dentro. Esatto. In cantina no. Ci dissociamo, non abbiamo nessun tipo di bambino in nessuna cantina. Ma non abbiamo proprio la cantina, quindi... Invece oggi è una delle 8. Ok, quindi l'indizio è per forza qua dentro. Allora, noi abbiamo esattamente 4 minuti per trovare la soluzione e aprire la quinta cassaforte. Da dove iniziamo? Questa regola assente perché serve a proteggere le donne. Nell'Islam lo stupro viene punito con la morte. Dovrebbero iniziare a farlo anche qua, per quanto mi riguarda, Prendi la persona proprio. Allora su sta cosa sono d'accordo pure io, perché se non dimostri a chi commette un determinato errore che la paghi, che sia la pena di morte o che sia davvero prenderlo, sbatterlo in galera e non farlo uscire più, vedi gli altri come iniziano a mettersi paura.
se c'è un aumento o una diminuzione di certe situazioni, è proprio per... mettiamola così, se tu ti senti tranquillo di fare una cosa, bella o cattiva o brutta come in questo caso, e vedi che la società te lo consente, perché seppure fai reati, ci sono persone in giro che commettono reati, ma come se non fanno niente. Ho conosciuto purtroppo amiche che hanno subito brutte situazioni, hanno pure denunciato, ma non è cambiato niente, quindi c'è un attimo il sistema che non gira correttamente. Allora, qua mo può essere solo una cosa, o c'è qualche indizio qui nel computer. Login to network. Noi da qui massimo possiamo fare anche... Perché 4 minuti che poi sta... sì, vabbè, ci tratteniamo pure altri però, 5 sì. minuti in più. Di solito cerchiamo per 40 di staccare. Il computer qui ha di più che si possono leggere le email. Sì. Mo, o c'è un'email qua dentro. Tanto vale che l'ultimo giorno che noi, quando dovevamo tornare a casa, noi siamo appartati nella investizione, non di relazione a distanza, nel quale mi sono iscritto al corso di persiano. Ma corso di persiano! Fighissimo! No, io mo stavo pensando che lei ha fatto... Allora, non sapete varie cose di mia vita privata e quant'altro, però tu hai fatto alcune cose che io sto cercando di organizzare allo stesso modo per una persona che abita in Giappone. Però la situazione è molto particolare, ecco, mettiamola così. Il persiano è la lingua dell'Iran. Ah, non lo sapevo, madame, perdone, io sono molto ignorante su queste cose, quindi apprendo da voi. Però è interessante, il persiano, bello. Questo era il nome che ci serviva? No. Glossario dei termini, questo semplice glossario così. Allora, noi abbiamo visto che erano sempre date nelle altre stanze. Ah, ci deve essere qualche indizio che ci fa capire una data. Allora, aspetta, sopra c'è una statua. Sì. Ce ne sono altre statue piccine. Guardi che semplici, i tempi verbali sono quasi pari all'italiano, e soprattutto non esistono i generi grammaticali. Ah, ok. Beh, si scoprono sempre cose nuove, si scopre. Stasera un sacco di novità. Il problema è che per vivere tranquillamente le nostre cose non ci rendiamo conto di quanto cavolo è grosso il mondo fuori e quante cose diverse ci sono. Porca troia. No, non ci sono date, almeno che non è una delle allora, date del computer. Francescone, stiamo ragionando bene? Dobbiamo trovare qualcosa qui dentro? Stiamo perdendo il tempo? No, tutti gli indizi delle cassaforti li abbiamo sempre trovati nelle stanze, ce la siamo accertata sta cosa. Quindi, giusto perché l'alfabeto è derivato dall'arabo ha 4 lettere in più, ma è una lingua indoeuropea. No, stasera sto imparando un sacco di cose. Sì, dice Francesco. No, nel senso ah, ok. C'è una parte della password in questa stanza e poi c'è una cosa che si capisce metà fuori e metà dentro questo. Ah? Quindi ci arrivi pure senza la metà fuori stanza. Ok. Quindi qualcosa qua c'è. No, c'è qualcosa da fuori stanza. Qualcosa che... C'è un numero forse? Aspetta, no, mi era sembrato che qua facesse la forma di un numero. Sembra un 4 da fuori. Poteva sembrare un 4. Ah. Ah, non fuori inteso. Però allora... Però l'ha detta corretta e noi abbiamo capito. È che il gioco che ha fatto troppo... Perché mi metti due indizi in due stanze diverse e le stanze poi sono randomiche? Iniziamo a capire che indizio c'è qua, oggi, che se no non ne usciamo più. A me è risultato facile imparare a fare perché anni prima studiare l'arabo all'università. Quindi già avevi la base come... Ah, ok, allora. La memoria delle lettere era rimasta, ok. Ti fa diventare paranoico, sì, ragazzi, sì. Indizio qua dentro. Cazzo, dobbiamo guardare, io non so dove vedere. Allora, saranno 4 numeri come dovrebbero essere 4. Dovrebbero essere 4. Quindi 2 sono qui e 2 sono altrove. Iniziamo a dividere le cose, Gianmarco. Allora, io morite.
Il numero delle sedie è 3. 2. No, 3, c'è anche 3, quella dall'altro 3, lato. sì. Facciamo che è 03, dai. 03, rignoffa. Allora, aspetta. 02. Allora, aspetta, fermo un attimo, Che hai Gianmarco, pensato? Che hai aspetta. pensato? La foto a destra E, è presente anche nell'armadio grosso, quello che ti dà 4 oggetti. ok. Lente di ingrandimento qui, metà codice qui sulla foto a sinistra e l'altra metà del codice sull'altra foto nella stanza. Vai Francesco, conferma, dai, No. c'ha logica. No, Franci, vero? Detto cazzo, Oh, infatti mamma non mia. ero assolutamente Per convinto. il ragionamento filava pure. Ma vabbè. Però tu sei esaminabile. Quindi tu... Quando sono riuscito a prendere il visto, da 4 mesi siamo sposati. Oh, Da buono. 4 mesi siete sposati. No, però per capire i vostri main di Tekken quali sono? Infatti a questo punto parliamo anche di questo. Chi giocava, anzi chi hai giocato nel torneo, pure lui, fate ancora ammazzate. Ma tu hai letto tutto ciò che sta su appunti nella stanza? Allora c'era l'indizio, No, questo era l'indizio. Noi avevamo pensato di prendere il libro in biblioteca, poi ci siamo dimenticati. Però l'indizio è questo, però non riusciamo a capire il conte. La marcia del conte. Allora, io ho detto se marzo può essere contato anche come marzo è 03 e ci troveremmo anche, l'avevamo detto anche per le sedie a caso, però è dei conti. Però l'altro, l'unico I indizio busti? con un'altra stanza è questo. Sta foto e sti busti che sono in giro. Esatto, è marzo 03, lo sapevo. Grazie Francesco. Grazie Francesco, sapevo cazzo che era marzo. Quindi l'altra volta in parte l'avevamo capito correttamente. Marzo era giusto. Solo che mo l'altra parte... Forse devi contare i busti. Solo però dei conti. No, però ha detto l'altro indizio per questa cassaforte è in un'altra stanza. Io vedo gli orsi, lui sul 7 venava King, G e Akuma. Nell'8 ha preso la via dell'urso pure lui, però dovrà abbastanza prendere pure Mishima. Ok, interessante. Io prendo Oren, faccio giochino di gambe, mi diverto. Sì, certo che lo sapevi, ma poi lo va a fanculo. E metà in un'altra stanza. Però qui un indizio per dirigerti verso l'altra stanza. Allora, più che altro, Francesco, fagli vedere la mappa. Francesco, per caso, quest'altra stanza tu la vedi? Facciamo così. Cioè, qui... Allora, io continuo ad andare là così velocizziamo, visto che abbiamo la possibilità di caricare una stanza. Non ce l'hai ora. Ok, perfetto. Okay. Allora, al momento noi già quindi andiamo avanti. ci giochiamo sta possibilità e vediamo un attimino se esce qualcosa. Però con la stagione 2 Tekken 8 ha iniziato a fare schifo. Speriamo che vada tutto con il ritorno di Stavo Armstrong, come sentendo. Io mo sono mesi che non lo tocco. Però lo seguo con piacere. Infatti appena scende di prezzo me lo prendo, me lo metto sulla play e mi diverto. Anche se devo provare pure Street Fighter perché la modalità quella là cittadina. Francesco, è tra queste tre. Ma non serve averla contemporaneamente, serve solo leggere una cosa che poi unendo le cose ti dà il numeretto da affiancare a 03. Ok. No, ma ti faccio capire come facciamo noi le live su questo canale. Mo capisci subito. È presente qua in mezzo. Ci devi solo dire sì, non devi dire qual è. Dici solo sì o no. No. Ok. Tanto pure il prossimo sarà un no, perché mi esce. Io sono serio, E qui in mezzo? Purtroppo no. No, purtroppo io non sono pratico di Tekken, non sono giocatore, quindi questo Cold Art non lo conosco. Non so se tu conosci questo maestro. Penso che sia uno dei video degli ultimi PG che ho visto, forse. È una stanza un po' rara da trovare, ma si trova. Ok, una stanza delle... aspetta, noi abbiamo cambiato tutti i valori con le chiavi inglesi. Dei valori. Allora, sì, ma l'armory a Rucazza sta.
Aspetta, Gemma, abbiamo altre possibilità. Aspetta. Prendi Gemma, così riusciamo a chiudere anche in tempo la lives. Corri. Corri, ragazzo, laggiù. Corri, principe. Di qua tutto chiuso, quindi dobbiamo tornare indietro. Di qua abbiamo pure 3 chiavi. Allora, una possibilità è qui. Almeno pure a capire che vendono nell'armory. Aspetta. Non puoi averla cambiata quella che ti serve perché non è una stanza in ingranaggio né compare nella draw room. E allora è la throne room. Cold Dart è il mio maestro servo. Lui gioca Nina, Paul e King su Tekken. No, io purtroppo non li conosco proprio, forse ne so 2 o 3. Ma voi che fate i tornei, no? Cioè voi che siete nel circuito serio. Non è tra queste. Ma la trama la seguite a livello di lore o l'avete pure voi? Ormai la considerate, vabbè, cioè tanto per visto tutto quello che si stanno inventando. Allora, c'è qui in mezzo. No, beh, è la throne room. La throne room. Ah, questo è Francesco, è la throne room? No, aspetta, no, però fra quelle 3 credo. Diccelo, Francesco, se non è la throne room, non è la draw room. No, beh, throne room, la stanza del trono, Francesco, dice Enzo. Apriti. Dai, sì, perché non abbiamo messo la stanza. Neanche, no, Lozzi, manca la throne room. Ok, allora dobbiamo rielaborare tutto il piano. Vabbè, Francesco, tu stasera ci stai mandando veramente ai pazzi, ci stai mandando. Cioè, nella mia mente, a inizio live, c'era, quando poi si è presentato Francesco, ho detto, questo ragazzo, quando si collega ci darà una mano, ma adesso, visto che mi ha detto l'ha platinato, ci confermerà che l'abbiamo quasi finito. Ah, no! Di mo stanno cominciando sto gioco. Allora, deve uscire l'armory, ma non esce l'armory, Gianmarco. Non esce. Comunque la sala pompe non suona benissimo. Sì, Francesco, hai ragione, però purtroppo è... Quello è il suo dovere. Quello sì, è che potrebbe anche essere uscita l'armory, ma ci stanno le planimetrie archivate. Pensa tu che merda la vita. Io personalmente sono appassionata di trame, però quello che ci importa è allenarci nel nostro personaggio principale e vedere come interagisce con gli altri. Così ok. Certo, sì. No, tanto non si può mettere. Che vita di merda. Ah, aspetta, così vediamo pure un attimo sta cosa. Poi il cabinet, il cabinato, quindi c'è uno switchino da trovare e non l'abbiamo mai trovato. Che sta qua dietro buttato in un angolo. Qui ci sarebbe da fare con le chiavi, ma sì. Ah, wow. Ci siamo persi? Wow. Come è possibile che ci siamo persi tutte queste chiavi? Wow. Si apre di qua. Ma com'è possibile? Non lo so, Gianmarco, non fare domande. Lascia stare 2000. Il principe è in un mood buono. Cavalca l'onda, Gianmarco. Goditelo. Esatto, quello, wow. Non le ho usato. Tanto sti momenti non capiteranno più. Ci stanno altre porte da aprire. Ce ne sono un bel po' qua dentro. Ma vai. Volevo sperare nella keycard immediata. Sono un po' L'armeria. Armi e armature in vendita. Eccola qua. Sì, per questo l'ho messo. No, stavo leggendo il messaggio di Madame. Salve. Grazie, molto utile. Non ci servi più, stronzo. Salve. Allora. Dove... Allora, c'è un chioschetto, qualcosa? Tiro la leva? No, ci deve essere per forza qualcosa. The room director. Ma tu stai scherzando? Ma dove sei stato nascosto tu finora? Mi ricorda quella stanza su Resident Evil 1, diceva Madame. Che sono uno po' di maccattapo, un momento. C'è altro appeso ai muri. C'è lo scudazzo. Ti proteggi da... Mamma mia. Poi? Aspetta, c'è lui. È il martello V2. E il giorno dopo ti dà pure una stella. A Morning Star. Allora, siamo a comprare. E le palle di cannone? Sono d'abbellimento. Va bene. Va bene. E non vuoi che più spendi più si aggiungono altre armi e cose Sono varie? 3 oggetti molto forti. No, ma ci sono gli altri, già, ma almeno 1, 2, 3, 4, 5 spazi ci sono.
Quindi ce ne sono anche, le armerie sono circa 6-7 oggetti e ogni volta te ne dà 3 a caso. Ok, allora no, sono sempre 3, Ok. dobbiamo vedere gli altri che ci escono. Allora, possiamo ritenerci più che soddisfatti. Sì. L'ora è anche quella Sì, giusta. ragazzi, al momento. Principe, stanotte non solo hai preso altre botte, appunto, tra virgolette. abbiamo trovato anche un valido alleato. Sì, Punto primo. stavolta abbiamo un forte alleato. Abbiamo trovato un'altra valida alleata che ti menerebbe in Tekken, quindi Avete Principe, Discord le hai prese? peraltro? Sì. Allora, aspettate, facciamo così che ce l'ho. Sì, Francesco, quando ci sei noi ci trovi tutte le sere, tanto. Noi vi avviso tutti e due, così che siete tutti e due nuovi capitati qui stasera. Noi tutte le sere, di solito a partire dalle 22, se riesco un pochino prima o comunque di sicuro per quell'orario là o un pochino più avanti, dipende se c'è qualche rallentamento, tutte le sere siamo in live. Noi abbiamo un server Discord ma è ancora inutilizzato, è una specie di cantiere, stiamo ancora settando. Io se volete vi posso preparare un link e vi mando il messaggio privato per farvi entrare. È la prima volta che faccio. Noi siamo contentissimi se vuoi anche ripassare, tanto ci fa molto piacere. Dagli il tuo contatto per il momento, dagli il contatto tuo, così è qualcosa. Poi vediamo. Allora, aspetta, facciamo così. Ma vi mando il messaggio privato. Tipo il ponte sullo stretto. Allora, aspettate, facciamo così veloce mount. Ecco qua. Visto che mi trovo a sto punto, no, sbagliato pulsante, fermati. Opla. Comando anche a quello, tanto poi devo organizzare tutto il settaggio iniziale, ce l'ho e lo davo agli abbonati ma non lo stiamo praticamente più utilizzando. Ecco qua, entrate tranquillamente, poi tutte le sere ci trovate in live. Domani sera facciamo Alan Wake 2, lo continuiamo. Allora il consiglio che vi do, passate, vedete il mood se vi piace del titolo e come lo stiamo portando in live, è una storia molto complessa ma molto interessante, c'è tutta la serie sul canale e ve la recuperate. Se no dopodomani vediamo un attimino poi cosa fare. Se seguite gli eventi sto mese li seguiamo tutti dal Summer Game Fest in su e cerchiamo di portare qualche titolo in particolare. Il 26 mi trovate qui comodamente seduto tutta la giornata a giocare a Death Stranding 2. Punto. Non ci saranno alternativi. Quello è Persona 5. È arrivata anche un'altra persona. La Carbons, buonasera. Carbons, sei arrivata in finale. Sei arrivata se ripassi anche domani ci trovi. Purtroppo stavamo staccando. Il principe sosta da noi tutte le sere dalle 23:30 fino a quest'ora. Giusto il tempo che si prende un paio di parolacce, ma grazie per il follow. Grazie mille. Allora, il principe stasera le ha prese. Abbiamo trovato un'altra alleata ancora che è arrivata alla fine, ma stasera nuovi alleati. Una bella vabbè, quello ormai ha perso la testa, è andato proprio nel no, allora per Death Stranding 2 non dico la 12 ore, non dico la 16 ore, ma mi regolo per stare quanto più tempo possibile a giocarci e quello ci sto tutta la giornata, devo solo vedere quanto attivano Persona 5X che devo portare pure quello. Allora, la voce a me se ne sta andando, domani devo tornare a fare registrazioni. Ragazzuli belli, buonanotte a tutti, grazie di essere approdati sul canale. Se volete ci vediamo dalle 22 in live. Buonanotte a tutti. Buonanotte. E buona settimana.
楽しく過ごす約束だよ。笑顔いっぱいいつもありがとう。またここで会おう。早くごくしね。楽しい時間忘れないでね。明日はもっと笑顔でいてね。優しい気持ち忘れずにね。みんなの声が力になるよ。ちょっとだけ真面目な話だけど、みんなのこと大切だからさ。バランスよく楽しんでね。たまには休んで深呼吸しよう。優しさはつながる魔法だよ。一緒に作るこのステー